Buongiorno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio a partire dalle 8 Antonio Caligaris della Lega, consigliere regionale, poi il consigliere comunale Riccardo Laterza di Adesso Trieste, consigliere comunale di Trieste. Se volete dialogare con i nostri ospiti potete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo naturalmente anche la nostra rassegna stampa del mattino nella prima ora della trasmissione, che comincia però come sempre con le previsioni del tempo. Allora andiamo a vedere il sito dell'Osmer ARPA regionale e diamo un'occhiata alla situazione generale. Fino a venerdì sulla regione affluiranno correnti sud-occidentali umide nei bassi strati. Nel fine settimana il consolidamento dell'alta pressione sull'Europa orientale e sui Balcani determinerà l'arrivo di correnti nord-orientali più secche e lievemente più fredde. Quindi oggi giovedì 15 gennaio su pianura e costa cielo coperto con possibili pioviggini sulla fascia orientale della regione, in montagna da nuvoloso a coperto sulle prealpi, variabile sulle Alpi con maggiori schiarite nel pomeriggio e in quota. Domani, venerdì 16, su pianura e costa e prealpi, cielo da nuvoloso a coperto con possibili pioviggini sulla fascia orientale della regione, su Alpi variabile con maggiori schiarite in quota. Ancora sabato, la tendenza appunto per sabato 17, cielo variabile con tempo migliore dal pomeriggio, quando inizierà anche a soffiare bora moderata sulla costa, zero termico a 1700 metri circa. Questo è il quadro del meteo per quanto riguarda la nostra regione. Allora andiamo subito a vedere le prime pagine dei quotidiani in edicola. Vediamo il Piccolo di Trieste, faro sui 38.000 triestini che risiedono all'estero, stretta a partire dai molti casi a cavallo del confine italo-sloveno e in Croazia, controlli pure sulle seconde case fatte passare per prime. La Guardia di Finanza verificherà la regolarità dell'iscrizione all'AIRE e caccia a chi abusa dei vantaggi fiscali. In provincia di Trieste 38.000 persone sul totale di 228.000 sono iscritte AIRE, l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tra i paesi esteri figurano non solo quelli limitrofi, a cui Trieste, città di confine, è legata per motivi storici, ma anche noti paradisi fiscali, un bacino affollato, insomma, su cui ora la Guardia di Finanza ha acceso un faro. Vediamo ancora altre notizie. Il governo corregge il tiro, medici anziani, prorogata l'età della pensione, adesso è 72 anni. Dopo il semestre filtro e i test, UniTS l'Università di Trieste riapre le iscrizioni, una mano tesa agli esclusi. Dopo Consalvo, un manager F21, Gallo nominato amministratore delegato di Trieste Airport, l'abbiamo detto ieri nel corso del telegiornale. Imparare a usare l'intelligenza artificiale già dall'asilo, dalla regione 1,9 milioni di euro. Carducci Dante, annullati i compiti fatti con l'aiutino. Dunque ancora proteste in Iran, Trump minaccia italiani invitati a lasciare il paese, basi USA e inglesi evacuate in Qatar. Vediamo il conservatorio, biblioteca accessibile, sala lettura, caffetteria, vola anche il gemello Museo Schmidl. Il Tartini rinasce, si riorganizza e si apre alla città. Canal Grande è diventato la tana ideale di un astice, la natura urbana. Qui vediamo una sagoma appunto dell'astice nel canale. Bagnoli, microcosmo vivo e vivace, il reportage alle porte della Val Rosandra. Vediamo la prima pagina della edizione di Gorizia Monfalcone. Svolta, mercato coperto, c'è un piano di rilancio. Dopo l'inchiesta sul degrado della struttura si muove il comune di Gorizia, coinvolgeremo nel progetto gli operatori e il consiglio. Lettera ufficiale del sindaco Ziberna alla Camera di Commercio, al via uno studio di fattibilità. Succede a Gorizia appunto. Poi ancora il porto di Monfalcone, la nave abbandonata da 2 anni è in pericolo, il cargo Alfilc ormeggiata in disarmo a Porto Rosega, a bordo idrocarburi, azzerata la manutenzione, quindi potrebbe essere anche un rischio. 4.388 tonnellate di stazza lorda, batte bandiera della Tanzania in banchina a 2A a Monfalcone. Hotel Adria troppo alto,
a Grado tutte le carte sono in regola, rispondono i proprietari. Il caso è scoppiato appunto a Grado per la costruzione di questo grande grattacielo che sovrasta addirittura il campanile di Grado. Allora, andiamo a vedere gli altri quotidiani in edicola quest'oggi, questa è la pagina del Tempo, andiamo a vedere i titoli principali, insomma, USA, Unione Europea, contesa sulla Groenlandia, si parla molto di questo oggi sui giornali, esecuzioni in Iran, voci di un raid americano, poi Trump sembra frenare, Teheran, reagiremo, il tycoon, l'isola ci serve, dice in merito alla Groenlandia, dure repliche europee, Germania, Francia, Svezia e Norvegia inviano militari, incontro alla Casa Bianca. Tra Italia e Giappone, legame oltre il tempo, insieme 160 anni di visione e futuro, è il titolo che troviamo appunto sul Corriere della Sera. Sale la tensione sulle Svalbard, le isole Svalbard, il nuovo fronte artico. Poi invece tornando in Iran, Khamenei va eliminato, Ebadi Nobel per la pace a parlare. Rapina nella villa, uccide un bandito a Varese, Salvini, solidarietà, si è difeso. Vediamo anche la sentenza a Milano, caso Pandoro, per Ferragni cade l'accusa, l'imprenditrice prosciolta dall'ipotesi di truffa, finiti 2 anni da incubo, mi riprendo la mia vita, dice. Zone rosse, furti, il piano sicurezza, le norme, stretta sulle armi da taglio, in arrivo una nuova stretta sulla sicurezza, espulsioni più rapide, potenziamento dei DASPO e più zone rosse. Scintille, idea di Siani Moretti contro la cameriera per quanto riguarda la strage di Capodanno in Svizzera. Ancora la Repubblica, Mattarella e il Papa, auguri a Repubblica per i 50 anni. Il Presidente alla mostra inaugurata a Roma, comunità di riflessione, un magnifico percorso. E poi ancora la lettera del Papa, continuate a costruire un'informazione libera, si celebra insomma il 50° di Repubblica. Truppe europee in Groenlandia, al vertice di Washington in scontro con la Danimarca, gli USA vogliono conquistarla, Francia e Germania in una missione militare multinazionale per la difesa del territorio. DL sicurezza, scudo agli agenti, stretta su ONG e Maranza. Vediamo la Stampa, giovedì, sempre di giovedì 15 gennaio, Groenlandia arrivano i soldati, anche qui come vi dicevo Trump ci serve ad ogni costo, offerti 700 miliardi, Danimarca, Germania e Svezia inviano truppe, è un caso il post della Casa Bianca ai cittadini, da che parte state? L'Unione Europea appartiene al suo popolo e alla NATO. Ancora trappola iraniana, gli USA richiamano i militari dal Qatar, Reuters, l'agenzia attacco vicino, la Farnesina allerta gli italiani. Sicurezza, zone rosse, anticrimine, il piano mini DASPO nelle città per chi ha precedenti, stretta su minorenni e migranti. Ancora 5 arresti a Torino, mazze, pistole e coltelli, baby gang tra i pro-PAL. Ancora il Fatto Quotidiano, basi, navi e 50 bersagli, tutto pronto per il blitz USA in Iran. L'annuncio Reuters, nuove impiccagioni, è imminente, sono in allerta i soldati delle basi americane dell'area, dalla Farnesina arriva l'appello a lasciare il paese per chi può. Arabia Saudita, Qatar e Oman cercano una mediazione. Se vince il sì, abolisco il Trojan sulle tangenti, referendum, Nordio chiede il via libera per salvare i corrotti. Il giornale, Trump, ultima mossa, Tajani, via gli italiani, paesi europei mandano truppe in Groenlandia, Iran, trattativa con l'Ayatollah, poi la sinistra già esplode, Conte evoca Putin, PD in confusione totale, Crosetto sbotta, i riflessi insomma secondo il giornale nella politica italiana. L'antimafia inchioda De Rao, sapeva tutto dei dossier, svolta nel caso Striano, la
La relazione della Commissione svela le irregolarità, Colosimo, responsabilità evidenti, Renzi lese le istituzioni. Anche qui truffa, Ferragni assolta, fine del Pandoro Gate. Libero, città più sicure, ecco la legge, tolleranza finita, stop alle scarcerazioni facili per le borseggiatrici, stretta sui coltelli, perquisizioni dopo le 23 nelle zone a rischio e arresto per chi forza posti di blocco. Così il governo reagisce agli allarmi. Arrivano i mostri, soccorso rosso agli ayatollah. Il Movimento 5 Stelle non firma la mozione sull'Iran, le penne di sinistra difendono Teheran. Domani Iran tra rastrellamenti e omicidi, Trump pronto al raid su Teheran, Groenlandia il vertice non placa il tycoon, i danesi, gli USA insistono con il possesso. Ancora codice piante dosi, pugno duro contro piazze e minorenni, anche qui il DDL sicurezza. Questi alcuni dei titoli principali dei giornali di oggi, ma torniamo ancora una volta sul piccolo di Trieste per vedere le notizie più vicino a noi. Scuola, già dall'asilo, l'intelligenza artificiale in classe, dalla regione 1,9 milioni per l'intelligenza artificiale, coinvolti 143 istituti, il piano avrà durata triennale, questo è l'annuncio della regione. Poi in Porto Vecchio a Trieste il hub per la didattica immersiva, l'iniziativa ha ottenuto un finanziamento di 2,6 milioni dall'Unione Europea. Al liceo Dante Carducci, primi compiti annullati, l'utilizzo fraudolento dell'intelligenza artificiale, presidi ai ripari, corsi antifrode per docenti e uso vietato per correggere le verifiche. Dipendenze da smartphone, un progetto con il governo, l'annuncio di Fedriga. Ancora la crisi internazionale, Trump minaccia è pronto a colpire, vediamo cosa farà Teheran. Il tycoon ottiene uno stop alle esecuzioni ma resta in attesa. La Farnesina invita comunque gli italiani a lasciare il paese. Pugno duro degli ayatollah, Pasdaran a casa degli uccisi, il regime continua a resistere contro la piazza. Gli USA non cedono sulla Groenlandia, l'Europa invia i soldati. Vano il vertice a Washington con i ministri di Nuuk e Copenaghen. Le mosse dell'Europa, stop all'intesa sui dazi, questa è la strategia. La svolta di Rodriguez libera i giornalisti e fa ripartire i pozzi, la nuova era politica in Venezuela. Ancora per quanto riguarda la crisi in Ucraina, Putin vedrà Witkoff e Kushner approvato il prestito europeo a Kiev. Andiamo a vedere rapidamente le pagine della cronaca di Trieste, poi torneremo sulle altre notizie di attualità. Dunque, vediamo se riusciamo a scorrere rapidamente dopo appunto tutto l'inserto riguardante il weekend che c'è ogni giovedì sul piccolo. Eccola qui la pagina della cronaca di Trieste. Arriva la stretta fiscale sui residenti all'estero. Sono 38.000 i triestini. La Guardia di Finanza chiede a tutti i comuni gli elenchi dei cittadini iscritti all'AIRE. Oltre a Slovenia e Croazia spuntano i paradisi fiscali, caccia ai potenziali evasori. Insomma, c'è questa azione delle fiamme gialle, controlli anche sul fronte delle seconde case fatte passare come prime per beneficiare di sgravi. Cambia indirizzo per ottenere un sussidio in più, condannato 1 anno e mezzo di carcere per 11.000 euro di reddito di cittadinanza. Tartini da valorizzare, spazi musicali e caffè nei fori commerciali. Gli uffici tecnici del comune stanno lavorando al progetto di fattibilità proposta al vaglio della regione per rilanciare tutto Palazzo Rittmeier. Un approfondimento. 100 anni e oltre 30.000 visitatori al Civico Museo Teatrale Schmid, un approfondimento che abbiamo fatto anche noi qualche tempo fa. L'altra proposta esistente, fondato nel 1924 dall'editore, studioso e collezionista arrivato a Trieste da Budapest. Questi gli spazi suggestivi appunto del bellissimo museo teatrale.
teatrale, gli scrittori triestini in vetrina al piano terra di Palazzo Biserini, lo spazio Let's in piazza Hortis, inaugurato il 12 settembre 24, il quadro quindi della situazione. Vediamo la cronaca, la curiosità ripresa in un video, il canale di Ponte Rosso colonizzato da un astice, esemplari aumentati nel golfo, tanti avvistamenti, il Canal Grande, la tana ideale, spoto dell'area marina, spero non faccia una brutta fine. Ancora auto tampona scooter in piazza Garibaldi, donna sbalzata e ferita, è successo ieri pomeriggio. Vediamo che il cabinovia va al Consiglio di Stato. C'è il via libera della Giunta ai ricorsi, lo vedremo fra poco, ma andiamo ancora avanti per vedere le notizie da Muggia. Parleremo fra poco della cabinovia con i nostri servizi, ma andiamo a Muggia, appunto, un cane ogni 6 abitanti, ecco lo spazio sgambamento. La superficie recintata ai giardini Cosina affianca quella già esistente a Riospo. Il comune anticipa che allestirà un terzo campo giochi vicino allo stadio Zaccaria. Il taglio del nastro c'è stato ieri, mentre a Trieste 3 nuove aree verdi con alberi e arbusti sono state riqualificate a Borgo San Sergio, i lavori sull'asse tra le vie Curiel e Forti. E ieri il nostro Umberto Bosazzi ha realizzato proprio un servizio su queste 3 aree verdi in via Curiel e in altre aree, insomma, limitrofe di Borgo San Sergio, che sono state presentate dalla giunta comunale. Allora rivediamo insieme il suo servizio. Sono 3 le aree di Borgo San Sergio, parte di una rete verde continua, lo spartitraffico fra via Curiel e via Forti, la scarpata che collega via Curiel all'ingresso del giardino Nathan Rogers e lo spartitraffico fra via Curiel e via Rosani. Oggi l'intervento, costo complessivo 178.000 euro, affidato alla ditta Viridis, è stato presentato alla stampa dall'assessore al verde pubblico Michele Babuder, con lui i forzisti Alberto Polacco e Lorenzo Giorgi. L'intento principale, come è stato così al Borso del Farneto e al Ferdinandeo, ovviamente è anche di cercare di contrastare con alcuni interventi anche i cambiamenti climatici, favorire la biodiversità, favorire il recupero delle acque piovane. In tutto sono stati messi a dimora 11 alberi di tiglio, 64 arbusti, oltre 600 fra piante erbacee, bulbi e tappezzamenti per piccoli impollinatori. Il verde sarà meglio visibile già a partire dalla prossima primavera. Sono stati creati muri vegetali che richiamano visivamente i muretti a secco del Carso, non solo un riferimento identitario al nostro territorio, ma anche strutture capaci di offrire riparo dal vento e rifugio a specie fioriere, insetti e piccoli organismi. In direzione di via Rosani e lungo la scarpata di via Curiel sono stati inoltre creati dei percorsi pedonali secondo il concetto di marciapiede verde in pavimentazione drenante, nel rispetto dell'ambiente nel quale sono stati inseriti anche recuperando materiali inerti presenti nel sito. I percorsi così realizzati di fatto riconoscono e legittimano alcuni tracciati già nati dall'uso spontaneo delle persone, trasformandoli in percorsi sicuri, integrati nel verde e coerenti con il progetto ecologico. Nel caso dello spartitraffico fra via Curiel e via Rosani, la fruibilità in sicurezza dei percorsi pedonali è stata garantita anche grazie agli interventi complementari del servizio mobilità e traffico. Allora, torniamo ancora sul giornale a raccontare altre storie di Trieste. Neva e la merceria di famiglia, 75 anni per lo storico negozio, aperta nel 1951 da Mamma Carolina, è un'istituzione per il paese. Si parla di San Dorligo della Valle, quel microcosmo fra locali, farmacia e parrucchiera. A Bagnoli della Rosandra si chiede il New York Times. Qui viene raccontato così un viaggio all'interno del borgo. Tornando a Muggia, si parla ancora del carnevale, ne parlavamo qualche giorno fa insieme al sindaco e poi anche all'esponente d'opposizione Bussani. Ticket per il carnevale, confronto in prefettura, si va verso il via libera. Il biglietto d'ingresso al carnevale di Muggia ci sarà, restano da definire alcuni aspetti tecnici. Ieri il ticket che mira a concorrere alla sicurezza dell'evento è stato uno dei punti all'ordine del giorno della riunione in prefettura del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Vi dicevo che si parla nuovamente della
della cabinovia. La cabinovia va al Consiglio di Stato, c'è il via libera della Giunta ai ricorsi. Il Comune a sorpresa ieri ha approvato di ricorrere al Consiglio di Stato, chiede la riforma delle sentenze del TAR di Piazza e ora portiamo a casa anche i fondi, dice il sindaco che era particolarmente soddisfatto ieri per questa approvazione all'unanimità. Allora ci sono anche le reazioni: Russo, Altin, Menis, spreco di risorse. La terza parla di arroganza, lo sentiremo direttamente più tardi perché lo avremo ospite in studio, il capogruppo di Adesso Trieste, appunto Riccardo La Terza, per parlare appunto con noi qui a Sveglia Trieste a partire dalle 9. Prima invece ci sarà Antonio Calligaris, consigliere regionale, come vi dicevo prima. Ma rivediamo insieme il nostro servizio sull'annuncio ieri, un po' appunto a sorpresa, del ricorso al Consiglio di Stato. Cabinovia avanti tutta, ricuciti a tempi da record gli strappi degli ultimi giorni, la Giunta di Piazza, con voto unanime dei presenti, ha deliberato di presentare ricorso in appello al Consiglio di Stato contro le sentenze del TAR sfavorevoli all'impianto. Credo in quello che sto facendo, ho passato 8 delibere e abbiamo fatto ricorso, tutti all'unanimità. Parte dei 5 ricorsi presentati dai residenti a rischio esproprio, sostenuti dal Comitato Novo Via e dalle associazioni ambientaliste, erano stati accolti dal TAR, che aveva dunque decretato l'annullamento delle procedure ambientali di VAS e Vinca di terzo livello, rispettivamente in capo a Comune e Regione, indispensabili per realizzare il progetto dell'impianto a fune Mare Carso. Dopo la precedente riunione lampo della Giunta, il sindaco aveva annunciato una decisione a stretto giro proprio sulla cabinovia, di fatto smentendo le previsioni dell'assessore al bilancio Bertoli, che allontanava dall'anno in corso l'avvio della realizzazione dell'opera. Ora la decisione è arrivata e, sottolinea la nota comunale, all'unanimità, e anticipando le prevedibili critiche, Di Piazza manda un messaggio alle opposizioni. Mi fa specie perché, sai, quando parlano questi che sono l'oppositore e parlano di costi, si dimenticano che quando fanno il biglietto di un autobus pagano il 20% del costo di quell'autobus. Questi parlano senza sapere quello che parlano, insomma, perché si legano poi i bilanci e le carte prima di parlare, insomma. Allora, queste le parole del sindaco, insomma, su una decisione che continuerà sicuramente a far discutere, di cui parleremo ancora. Ci spostiamo a Gorizia, tra le pagine del Piccolo, dove il Comune mette in vendita l'ex caserma della Finanza al prezzo di 400.000 euro. L'ex Gervasi si trova a ridosso dell'autoporto SDAG ed è chiusa da tempo. Nessuno sviluppo per il vecchio sito militare di Lucinico. Domina il degrado. Qui vediamo l'ex caserma della Finanza, appunto preda del degrado della vegetazione incolta. Carte d'identità cartacee, stop alla validità dal 3 agosto, l'invito a rivolgersi per tempo agli uffici per la prenotazione dell'appuntamento, i numeri di telefono e tutti gli orari. Il Comune chiama l'ente camerale più vicino il rilancio del mercato. Ziberna scrive una lettera a Paoletti, al via uno studio di fattibilità, verranno coinvolti gli operatori e il Consiglio. E ieri abbiamo sentito il Presidente della Camera di Commercio Paoletti su un'altra questione che riguarda la sicurezza dei commercianti, ma ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere qual è la situazione del traffico in città. Allora abbiamo al telefono l'assistente scelto Marco Cernecca, buongiorno. Sì, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Allora inizierei con la situazione attuale che vede comunque traffico scarso sulle arterie cittadine. Non abbiamo al momento segnalazione di intralci o di incidenti. Mentre nella notte abbiamo effettuato il rilievo di un sinistro stradale a carattere di ribaltamento con feriti, non abbiamo avuto notizie di gravità per cui lievi, nel tratto di via Marchesetti compreso tra l'uscita, lo svincolo di Galleria Carso e la strada che conduce all'abitato di Longera. Sempre nella nottata abbiamo avuto segnalazione da parte di Acegas di uno scavo urgente
eseguito in via Valmaura all'altezza dell'ingresso del Bricco, con una durata di circa 2 ore, con personale loro sul posto, anche movieri per quanto concerne chiusura e quant'altro. E per cui adesso la strada è comunque riaperta, i lavori sono già finiti. Per oggi, questa mattina, abbiamo in programma in via Ghega, a partire dalle ore 8 circa, per una durata di 1 ora, dei lavori da parte di Edison, e una nostra pattuglia sarà sul posto per viabilità. E per quanto concerne altre segnalazioni, ricordo che in Viale Miramare, all'altezza dei civici 271/1 271/3, sarà in atto un cantiere con restringimento di carreggiata, un divieto di transito sulla pista ciclopedonale e anche dei movieri in loco, in quanto verrà temporaneamente preclusa, sospesa la circolazione per i veicoli, con tempi minimi chiaramente, per permettere le operazioni dei lavori. Comunque appunto sul posto movieri della ditta. E ancora una comunicazione: da ieri in via Matteotti civici 1820, per sempre lavori di somma urgenza Cegas, abbiamo appunto un cantiere previsto in questa via quei civici per quanto concerne gas, come diciamo appunto ditta Cegas. Una segnalazione da parte di ANAS: questa notte dalle 21 fino alle 5 sul raccordo autostradale, sia in direzione Venezia che in direzione Trieste, sarà sospesa la circolazione nel tratto praticamente della galleria compresa tra Prosecco e Sgonico, quindi con uscita obbligatoria per chi va a Venezia, quindi uscita Prosecco; per chi da Venezia viene verso Trieste, uscita obbligatoria a Sgonico. Ricordo l'orario dalle 21 alle 5 di mattina. Altre cose, sempre per lavori, ordinanze lavori, abbiamo delle potature in via Ralli e Pendice Scoglietto questa mattina. Altre cose, a parte appunto il senso unico, i sensi variati a San Giusto, che li ripetiamo mi sembra quotidianamente, certo. Forse non è il caso di ripeterli anche oggi, ma di ricordare chiaramente che la viabilità si è modificata. Non avrei altre cose da aggiungere, per cui vi ripasserei la linea. Va bene, grazie, allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie, altrettanto. Grazie, noi andiamo avanti ancora, come vi dicevo, parlando di questo progetto per il comune di Gorizia, per il mercato coperto di Gorizia, insieme all'ente camerale, alla Camera di Commercio. Ieri ci siamo occupati della telesorveglianza e dei vigilantes che per aumentare la sicurezza dei negozi è stato messo a disposizione, insomma, come strumento anche grazie a 2 bandi dalla Regione, che la Camera di Commercio è riuscita insomma a confermare e anche a modificare in un caso questi bandi. Allora rivediamo insieme il servizio di Umberto Basazzi. Uno degli strumenti che il mondo del commercio ha a disposizione per contrastare il fenomeno dei furti ed incrementare la sicurezza senza dubbio è rappresentato dalle telecamere. La Regione Friuli Venezia Giulia ha disposto la conferma di un bando che ne agevola l'acquisto, l'installazione, il potenziamento e l'attivazione. Sarà stanziata la medesima cifra prevista per lo scorso anno, 1 milione di euro, quando alla Camera di Commercio della Venezia Giulia, da Trieste e Gorizia, erano pervenute 157 domande per contributi superiori dell'11,8% alla cifra stabilita. E direi che questo sarà di grande aiuto per tutti noi commercianti, per tutte le attività, perché non è solo per i commercianti e telecamere, anche chi ha uffici nei piani, certo, sì, chi ha i servizi, e soprattutto per le forze dell'ordine, perché come vediamo ogni giorno, grazie alle telecamere riescono a arrivare prima a chi ha commesso il reato in pratica. Il commercio però punta anche sui vigilantes. C'è uno stanziamento regionale anche in questo caso, ma il ricorso alle guardie giurate risultava più complesso. Siamo partiti in una certa maniera, era un po' complicato che un
attività di ristorazione, somministrazione di una via, si facesse carico anche per gli altri. Anche in questo caso la Camera di Commercio ha sollecitato la Regione ad una modifica del regolamento del bando. Le associazioni di categoria possono farsi carico di individuare le zone dove hanno più bisogno di vigilantes, assumerli come associazione a favore dell'attività di quella zona e poi portare la fattura in Camera di Commercio e la Camera di Commercio sa. Questo sta dando un'apertura nuova di cui stiamo lavorando in questi giorni. Allora, ci spostiamo a Monfalcone ancora per il caso della Alfilc, nave fantasma in porto, una presenza a rischio, l'allarme dopo 2 anni. Il monito del sindacato internazionale ITF, carburanti e scarichi di sentina non svuotati e se le bitte di bordo cedessero finirebbe tra le barche in canale. Irregolarità record venne bloccata l'8 febbraio del 2024, quindi sono davvero quasi 2 anni di stop. Allora, ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo. Riprendiamo la nostra rassegna stampa del mattino, 7:34, andiamo a vedere nelle pagine dell'attualità del Piccolo che si parla nuovamente del referendum, nessuno stop alla data, Nordio al CSM, errori non scusabili, l'obiettivo dei ricorrenti è posticipare il voto per dare più tempo al comitato per il no per spiegare le proprie ragioni. I giudici si riuniranno in udienza collegiale, si deciderà il 27 gennaio. Duello tra Lega e Fratelli d'Italia sul pacchetto sicurezza, il dossier a breve in Parlamento. Qui vediamo anche le ragioni della sfida sul calendario, il commento di Sergio Bartoli e poi andiamo ancora avanti superando le pagine pubblicitarie che si sono incastrate. Ecco qui il Pandoro Gate, un po' su tutti i giornali, Ferragni prosciolta, adesso mi riprendo la mia vita, dice. Il Codacons aveva ritirato la querela, l'imprenditrice ha versato 3,4 milioni di euro, soddisfatti anche i legali, si è comportata con trasparenza e ha avuto giustizia, era accusata di truffa aggravata. È andata bene, siamo commossi, ha detto ringraziando i suoi follower. Chiara Ferragni, qui la vediamo uscire dall'aula del tribunale dopo la sentenza. Dai conti finiti in rosso all'addio al marito Fedez, 2 anni da incubo, carriera e vita privata nel caos. La stoccata di Lucarelli contro l'influencer, si riaccende la polemica. Morta in Texas, Claudette Colvin è stata un'eroina dei diritti civili, arrestata per non aver ceduto il posto sull'autobus. Allora andiamo ancora avanti, Annabella in sella alla bici con una meta precisa, la studentessa scomparsa a Padova e spunta una super testimone, l'ho vista tra le 23:15 e le 23:30, spingeva la bicicletta ma ha rifiutato la mia offerta d'aiuto. Qui vediamo una foto di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa ormai da 9 giorni. Violenza Propal, 8 arresti a Torino estranei alla politica, 5 di loro sono minorenni. Giallo a Crans-Montana, spariti i documenti sulla ristrutturazione del locale. Constellation, uccisa dal compagno per la polizza a vita, colpo di scena nella morte di un escursionista sull'Appennino di Firenze. Fu simulato un incidente stradale, invece il compagno avrebbe deciso e pianificato in ogni dettaglio l'omicidio, l'amica ne sarebbe stata l'esecutrice, tutto per incassare il premio delle polizze assicurative per un totale di 3 milioni di euro e la ricostruzione della procura di Firenze sulla morte violenta di Franca Ludwig, 52 anni, tedesca, trovata senza vita ai bordi di una pista sterrata a Castagno d'Andrea in provincia di Firenze in un bosco la mattina del 2 luglio dell'anno scorso, del 2025. Serata al night prima dell'omicidio, catturato il complice del vigile. Andrea Vescovo, 38 anni, bloccato a casa a Spinea, avrebbe aiutato Salvagno a ideare e compiere l'uccisione. L'ultimo sopralluogo e poi l'azione, il delitto è stato pianificato la sera stessa, entrambi conoscevano la zona, la fuga sembra invece improvvisata.
Ancora andiamo avanti sempre sul piccolo, si parla ancora del caso Regeni e gli 007 egiziani, la consulta decide sul futuro del processo, attesa la sentenza sul diritto di difesa dei 4 imputati. Il procedimento cominciato nel 2021 e bloccato da ottobre. L'Università di Trieste riapre le iscrizioni dopo il semestre filtro, la decisione segue la fine della caotica selezione per medicina e quindi per consentire agli studenti esclusi di scegliere un'altra strada, l'opzione garantita fino al 6 marzo. 6 corsi affini per chi ha accumulato crediti, 15 opzioni diverse per chi ha fallito i 3 esami. Qui vediamo gli studenti durante una lezione organizzata a medicina durante appunto questa fase diciamo così di scrematura. In corsia fino a 72 anni, il via libera per i medici con un emendamento, l'annuncio di Ciriani. Il ministro. Nel milleproroghe è ripristinata la misura per tutto il 2026. Riccardi porta in consiglio un provvedimento per i dottori già in pensione. I nodi della sanità del Friuli Venezia Giulia. Qui vediamo appunto il quadro della situazione. Ancora l'economia, GDO, l'antitrust indaga sui prezzi alimentari, il business a nord-est. I listini sono cresciuti di quasi il 25% in 4 anni, 8 punti più dell'inflazione generale. Nel Triveneto un settore solido e concorrenziale con il colosso Eurospin e diversi grandi gruppi. E ancora Generali, effettiva la nomina di Terziariol, le village per la start-up, aperte le candidature. Trieste Airport, nominato l'amministratore delegato alla guida dello scalo Fabio Gallo. Il manager indicato da F2I arriva dall'aeroporto di Alghero. Il presidente Marano garantirà una crescita continua. Torniamo a Monfalcone, malore fatale di notte a 51 anni, la bisiaccaria piange Federica, originaria del villaggio del pescatore, viveva a Sagrado, lavorava a Duino, lei e il marito Paride, storico DJ, noti nel mondo della movida del Monfalconese, Federica Maschietto, mentre la giardiniera comunale morta recentemente avrà il funerale ad Aris sabato, Laura Fabbro. Manutenzioni ai server, ISA, possibili disservizi, l'intervento fino al 20 gennaio, sempre a Monfalcone. Il palazzetto Filipput torna a scuole e associazioni a Ronchi dei Legionari dopo il restyling. Ancora andiamo avanti per la cronaca dell'Isontino, marciapiedi da rifare, le vie Trieste e Pellico si preparano ai cantieri. Qui vediamo il piano di recupero delle strade di San Canzian di Sonzo e ancora 14 furti in 3 paesi usando la bici, denunciato un ventenne, il presunto autore di incursioni nei campi sportivi di Romans, di Sonzo e Poggio, individuato dai carabinieri anche grazie alle telecamere nei bar, nei negozi e nei centri sportivi appunto dell'Isontino. Ne abbiamo parlato anche noi ieri della denuncia a questo ladro in bicicletta che è stato appunto denunciato dai carabinieri di Gradisca di Sonzo perché agiva appunto ed è ritenuto responsabile di ben 14 furti nella zona. Rivediamo il servizio. Era diventato l'incubo dei commercianti isontini. Per circa un mese in piena notte ha preso di mira negozi, bar, ristoranti e un centro sportivo tra Gradisca, Romans di Sonzo e Sagrado, rubando prevalentemente denaro dalle casse e bevande alcoliche. Agiva sempre da solo intorno a mezzanotte, spostandosi esclusivamente in bicicletta. La crescente preoccupazione manifestata dagli esercenti colpiti e il ripetersi dei furti hanno portato i militari del nucleo operativo dei carabinieri di Gradisca di Sonzo a intensificare l'attività investigativa, stringendo il cerchio attorno al sospettato mediante appostamenti e pedinamenti e riuscendo infine a individuarlo e a denunciarlo. Si tratta di un 21enne italiano di origine colombiana accusato di ben 14 furti. Fin dalle prime fasi delle indagini i carabinieri hanno individuato la costante nel modus operandi, il fatto che il ladro si spostava appunto in bicicletta, dileguandosi poi sempre nella stessa direzione. Determinante per l'identificazione è stato l'approfondito lavoro da
d'analisi dei filmati delle telecamere, che ha consentito di individuare tratti somatici distintivi e particolari dell'abbigliamento indossato durante i furti. Nel corso della perquisizione effettuata nell'abitazione dell'uomo è stata ritrovata gran parte della refurtiva, immediatamente recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Sono stati inoltre sequestrati gli indumenti utilizzati durante i colpi e immortalati dalle telecamere di sicurezza dei vari esercizi commerciali. L'uomo dovrà rispondere ora di furto aggravato continuato. Allora, ancora sul giornale il caso di Grado, l'abbiamo visto anche in prima pagina, Hotel Adria, decisive le autorizzazioni fra il 2012 e il 2015. L'assessore Cicogna dice possiamo soltanto controllare che tutto sia realizzato in base al progetto già approvato, l'ok definitivo passato a maggioranza in Consiglio ben 11 anni fa. Qui vediamo la torre in costruzione e il suo parallelo con la Basilica e quindi con il campanile di Grado. Ci sono state delle proteste appunto per l'eccessiva altezza di questa nuova costruzione. La posizione della proprietà: noi sostenitori di un futuro di qualità a Grado, caso emerso a ridosso della fiera del turismo di Vienna. L'addio dell'isola a Ettore Pigo, lo chef che cucinava per i VIP, sabato il funerale a Santa Eufemia. Noi restiamo nella cronaca perché ieri siamo andati a fare una sorta di viaggio all'interno del Porto Vecchio per vedere la situazione della vita quotidiana, insomma, di tanti migranti, in particolare provenienti dal Nepal, che hanno scelto proprio uno di questi magazzini abbandonati del Porto Vecchio come loro ricovero, come loro casa. Allora rivediamo insieme il servizio di Gianluca Paladin. Tutta quest'area del Porto Vecchio, del magazzino 19, è stata scelta da queste persone per stare qui, per aiutarsi a vicenda, per darsi anche manforte. Per esempio abbiamo visto il taglio dei capelli, un vero e proprio servizio svolto qui tra i piani del magazzino fra amici per darsi una mano. Viaggio della nostra emittente all'interno degli edifici abbandonati del Porto Vecchio. Lo stabile, che sorge alle spalle del magazzino 26, ospita circa un centinaio di cittadini nepalesi. Ogni giorno è un via vai di persone che escono con l'obiettivo di trovare cibo e vestiti per l'inverno, preparano da mangiare in una stanza al primo piano della struttura. L'odore di bruciato è forte e persistente, l'ambiente è invaso dai fumi della combustione, l'aria è quasi irrespirabile, il rischio che scoppi un incendio è altissimo. Una stanza è stata adibita a centro di raccolta per l'immondizia, un'altra funge da latrina. Stando a quanto raccolto, la maggior parte dei migranti sentiti vorrebbe rimanere in Italia, ma non è facile ottenere la documentazione necessaria in tempi brevi. I've been here around 31 days. Mi trovo qui da 31 giorni. Mi piacerebbe continuare a stare in Italia. Prima di arrivare qua vivevo in un campo profughi. Ogni giorno vado in questura per fare richiesta di asilo, ma ancora non mi hanno preso. Molte persone sono qui da 30, 40, anche 50 giorni. Questo non va bene, il sistema non è buono. È in questo magazzino che viveva Sunil Tamang, il 43enne morto dopo 2 giorni di ricovero in ospedale a causa di un'embolia polmonare massiva che lo aveva colpito nel primo pomeriggio di sabato. Il cittadino straniero che abbiamo intervistato ricorda così quel giorno. He is my friend. He sleep next May. We are in bed to eat. Era mio amico, dormiva vicino a me. Quel giorno eravamo a letto a mangiare. Sunil mi aveva detto di star bene e si era messo a dormire, ma dopo alcuni minuti aveva accusato un malore e voleva l'ambulanza. L'abbiamo chiamata, poi il mio amico è uscito in strada. A quel punto abbiamo incontrato i poliziotti che ci hanno aiutato e hanno chiamato anche loro i soccorsi. They stop the police officer. The police officer coming here and they see and they call the ambulance. Allora andiamo sulla pagina della cultura del piccolo. Etruschi e Veneti, viaggio sull'acqua, presentazione a Roma, la mostra a Venezia ospitata da marzo a Palazzo Ducale, i bronzi di San Casciano, lo sguardo su Este e Altino, il ministro Giuli, frammenti di storia. Nell'esposizione ci saranno 750 reperti, di cui 58 inediti dell'eccezionale scavo in Toscana. Il romanzo di Luisa
chiesa Accati in fedeltà, intrighi e misteri nel pianerottolo a Tre Porte. Ci sono diversi refusi questa mattina. Berlioz e Boccherini nell'edizione invernale del Lubiana Festival. In programma 4 concerti, un recital e un concorso. La chiusura il 2 marzo con il grande pianista Sokolov. Ne ha parlato ieri con un servizio il nostro Umberto Bosazzi, che ha seguito la conferenza stampa di presentazione proprio del Festival di Lubiana nell'edizione invernale, perché c'è anche appunto questo spazio fino al 2 marzo, dal 10 di febbraio. Allora ancora qualche istante, eccolo qui il servizio di Umberto Bosazzi. È stata presentata stamani al Caffè San Marco la 9ª edizione del Festival invernale di Lubiana. Tra il 10 febbraio e il 2 marzo la capitale slovena si riempirà di spettacoli di alto livello, a partire dal Romeo e Giulietta di Berlioz, che apre la rassegna con una versione proposta dall'Orchestra Filarmonica Slovena, rassegna che andrà a chiudersi con un concerto del virtuoso del piano Grigori Sokolov. Il festival è un appuntamento imperdibile nel calendario culturale europeo. Fonde tradizione ed eccellenza, il successo della Kermesse dipende da un dato incontrovertibile. Programmiamo i nostri cartelloni con estrema attenzione, addirittura 3 o 4 anni in anticipo rispetto agli eventi. Certo, poi c'è il supporto del Comune di Lubiana e degli sponsor, perciò possiamo permetterci di programmare con tutto l'anticipo necessario. Poi una parte importante arriva dalla vendita dei biglietti. Lo scorso anno abbiamo avuto spettatori provenienti da oltre 60 paesi e gli spettatori stranieri provengono per la maggior parte dall'Italia e dall'Austria. Allora, continuiamo invece sulla pagina sportiva perché si parla di basket. 2 punti di partenza, la vittoria in extremis in Coppa e la Final 8 di Torino possono svoltare la stagione di Trieste, finora in altalena. Questo è il commento del piccolo. Champions, 2 trasferte con Tenerife e Gran Canaria per cominciare in salita, ma noi abbiamo dato conto proprio della partita, della vittoria appunto in extremis in Coppa. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. All'ultimo possesso, quando la partita sembrava ormai scivolare via, la pallacanestro Trieste trova il colpo che vale la qualificazione. A Miskolc i biancorossi firmano un successo pesantissimo. Il canestro di Brooks a 3 decimi dalla sirena chiude una partita durissima e spalanca a Ruziere e compagni le porte del Round of 16 di Basketball Champions League. Nel terzo e decisivo atto dei play-in, Trieste dimostra solidità e sangue freddo, riuscendo a restare sempre dentro una gara giocata sul filo dell'equilibrio. L'approccio è positivo, i biancorossi muovono bene il pallone, trovando percentuali positive dall'arco e riescono a costruire un primo vantaggio grazie all'impatto di Candussi sotto canestro e alla regia ordinata di Ruzier. Lo Zolnoki però non si lascia sorprendere e resta agganciato alla partita, trascinato dalle iniziative di Somogi e Krnjaischi. All'intervallo Trieste è avanti, ma il rientro in campo è subito complicato. I padroni di casa aumentano l'intensità e riportano la gara in parità. I biancorossi reagiscono con personalità affidandosi alle giocate di Ramsey, Brooks e Toscano Henderson, riuscendo a riprendere margine e a toccare anche il +9 nell'ultimo quarto. Sembra il momento decisivo, invece il finale è una vera battaglia. Lo Zolnoki piazza un controparziale, sorpassa e porta la partita punto a punto negli ultimi secondi. Trieste sbaglia la prima conclusione sull'ultimo possesso, ma non rinuncia a crederci. Brooks cattura il rimbalzo offensivo e appoggia a canestro il punto che vale la vittoria. L'ultimo tentativo ungherese non trova il bersaglio e può partire la festa biancorossa. Una notte europea che può rappresentare un punto di svolta. Trieste soffre, sbaglia, ma resta in partita e trova il guizzo decisivo in un finale carico di tensione. Toscano and Trieste breathe a sigh of relief. Allora, restiamo nella pagina sportiva, c'è una nuova squadra di pallanuoto, l'US Triestina Nuoto riparte dalla C per quanto riguarda lo sport maschile e poi il calcio Serie C, dirigenza nel mirino, rabbia e rassegnazione tra i tifosi dell'Unione nonostante i 450 mini abbonamenti. Lasciare andare i big significa non credere nella squadra, non c'è chiarezza sul futuro.
ne avevamo parlato anche noi, ma ieri ci siamo concentrati in particolare sulle inadempienze, insomma, della società, e ce ne ha parlato anche l'assessore Elisa Lodi. La Triestina appunto sarebbe ancora inadempiente per quanto riguarda il canone dello Stadio Rocco e la manutenzione del manto erboso. Allora rivediamo insieme il nostro servizio. Non soltanto la situazione di classifica, il mercato calciatori e diversi pagamenti ai dipendenti che non sono stati erogati, la Triestina pare non stia ancora adempiendo al pagamento del canone di concessione dello Stadio Rocco, un contratto frutto di una gara pubblica dell'importo totale di 230.000 euro, stipulato quando alla presidenza c'era ancora Ben Rosenzweig. La nuova proprietà, insediata a dicembre, non ha preso in mano la questione perché alle casse comunali mancano ancora gli importi dovuti, formalmente da pagare entro il 31 luglio scorso, ma di fatto mai erogati verso il municipio, che stando all'accordo potrebbe anche recedere immediatamente il contratto privando la Triestina dello stadio. Aspetto però che l'amministrazione non intende operare per non gravare ancora di più sulla squadra, alle prese con la missione sempre più difficile di salvare la categoria. Siamo in una fase di preoccupazione ovviamente per il destino di questa società. Anche noi abbiamo incontrato recentemente la proprietà che ci ha fatto delle promesse. Speriamo ovviamente che queste promesse si trasformino in fatti concreti e una programmazione a lungo termine. Per quanto riguarda la situazione, è ben nota anche alla società stessa, alla proprietà che è subentrata recentemente, un contratto di concessione del Rocco di 1 anno ottenuto attraverso una gara ad evidenza pubblica. E la situazione, come purtroppo è anche delle persone che non vengono pagate, da come mi riferite voi, e mi dispiace molto per le famiglie che stanno attendendo questi pagamenti, è uguale anche per il Comune di Trieste che sta attendendo i pagamenti. Non solo, come riferisce l'assessore allo sport Elisa Lodi, da luglio la società sarebbe inadempiente anche nella manutenzione del manto erboso, lo stesso rifatto ex novo nel 2024 e che da quest'estate è stato preso in carico dal Comune per sopperire al mancato intervento del club. Ma da Piazza Unità il messaggio è stato chiaro: dal 1 gennaio toccherà all'Unione prendersi cura dell'erba del Rocco, anche perché la spesa anticipata dal municipio da luglio a dicembre per la manutenzione ordinaria del campo ammonterebbe a circa 90.000 euro, che si sommano ai circa 180.000 ancora assenti nelle casse comunali del canone di concessione. La dirigenza del club il mese scorso aveva palesato la cattiva gestione precedente da cui aveva ereditato i debiti, ma allo stato attuale dalle parole non sono ancora seguiti i fatti. Allora, queste le novità per quanto riguarda appunto, sicuramente non positive, per quanto riguarda la Triestina. Ho intravisto le immagini di una operazione, di una retata ieri sera in piazza Goldoni antidroga, insieme ai cani antidroga, anche quello della polizia locale. Ecco, vediamo qui alcune immagini dell'operazione portata a termine ieri sera, poi ne sapremo qualcosa di più, insomma, se ha dato frutti particolari. C'è stato un controllo a tappeto antidroga, ogni persona, insomma, che stazionava soprattutto nei pressi del muro, che poi sapete andrà abbattuto proprio in chiave sicurezza per volontà sia del Comune che della Regione, sono state controllate con i cani antidroga, con anche l'ausilio di Conan, l'unità cinofila della polizia locale, ma questa operazione è stata portata avanti dalla questura, quindi dagli agenti delle volanti. Qui vediamo appunto i conduttori del cane antidroga. Queste poi sono entrati anche in alcuni locali. Torniamo invece sulla crisi internazionale, siamo nelle pagine del Corriere della Sera, si parla ancora del caso della Groenlandia e Trump insiste: inaccettabile non controllarla. Il Davide Artico che resiste agli sfottò del Golia americano, questo è il suggestivo titolo. Non è ora di azzardi, il leader USA sul premier Nielsen, non so chi sia. Ancora lo scacchiere tra i ghiacci, isole rotte, sfida polare. Qui vediamo appunto una immagine che mette al centro il Polo Nord. L'attivismo russo sostenuto dalla Cina è stato a lungo bilanciato dagli altri paesi dell'Artico, ma Washington ora vuole muoversi da sola e sale la tensione sulle norvegesi Svalbard.
Ancora ci aspetta la grande vendetta e qui siamo invece in Iran, la gru degli impiccati è pronta. Iran Human Rights, confessioni forzate e pene capitali se le proteste falliscono. Dissidenti ospiti in Parlamento, fronte compatto delle opposizioni. Andiamo ancora avanti, Trump minaccia, poi sembra frenare, ora l'Iran ha fermato le uccisioni, i segnali di un raid e ritirato personale USA dalla base in Qatar, i media, il presidente vuole colpire. Perché non eliminano Khamenei dentro casa? Vogliamo aiuti, non soldati sul terreno. Questa è l'intervista alla Nobel Ebadi. Bisogna richiamare gli ambasciatori, dice. Per lui una festa speciale, Trentini, l'attesa del Lido, Brugnaro è tornato e siamo contenti, a qualcuno non piace ringraziare Trump. Ancora l'allenatore, il militare, l'imprenditore, gli italiani ancora da liberare, sono 24 i detenuti politici accusati di, fra virgolette, ribellione. Aiuti all'Ucraina, c'è l'intesa, sì della Lega alla mozione. Salvini, bene, si parla di difesa e non di attacco, l'incognita Vannacciani. Merz da Meloni, l'asse rafforzato tra i due paesi. Kiev l'accusa della procura anticorruzione. Qui vediamo Yulia Timoshenko, da Timoshenko tangenti ai parlamentari. Primo piano, il governo, pene più dure per i furti e non serve più la querela, tutela del patrimonio, poi l'ammonimento del questore contro la violenza minorile, misure a partire dai 12 anni. Il pacchetto sicurezza, forze dell'ordine, quei reati non perseguibili, lo scudo penale agli agenti, cittadini extra Unione Europea, più centri per i migranti ed espulsioni facilitate. Alcuni dei provvedimenti sul nuovo pacchetto sicurezza. Ancora uno stop ai coltelli e lame, giovani, multa ai genitori, sanzioni in più a discrezione dei prefetti, piazze e manifestazioni, perquisizioni sul posto e DASPO post cortei. Dai rimpatri alle norme anti-Maranza, novità estrette in un decreto e un DDL. Le regole nelle città per le zone rosse, aree a vigilanza rafforzata e poi eventi sportivi e stadi e riconoscimento dei volti per le violazioni dei tifosi, alcuni dei provvedimenti contenuti appunto in queste misure per la sicurezza. Allora ci fermiamo per un po' di pubblicità. Fra pochissimo sarà con noi in studio Antonio Calligaris, capogruppo della Lega in Consiglio regionale. A fra poco. 8:04 del mattino, bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste e benvenuto ad Antonio Calligaris, consigliere regionale della Lega. Buongiorno, ben arrivato. Grazie di essere qui con noi prima della riunione, no, di oggi del Consiglio regionale. Capogruppo fra l'altro, no, della Lega in Consiglio regionale. Allora, le chiedo, consigliere, sta scatenando insomma una vera bufera, un putiferio questa proposta che è stata lanciata fra l'altro anche proprio qui da noi a Tele4 tra le altre cose dall'assessore Scoccimarro sulla benzina made in Friuli Venezia Giulia, sul carburante distributori, le cosiddette pompe bianche, insomma, ha fatto tanto discutere. C'è stato l'intervento dell'opposizione che ha detto io sono a Friuli Venezia Giulia, io faccio il benzinaio, poi c'è stata la critica di Forza Italia che ha voluto chiarire, tanto che poi ieri da noi il presidente Fedriga ha detto non c'è nessuna crisi in maggioranza, no, su questo tema. Allora ci chiarisca un po' la situazione, che cosa sta succedendo, che cosa volete invece proporre? Allora, fra l'altro oggi discutiamo il DDL 65 che riguarda, introduce delle modifiche alla legge 20 del 2022, se ricordo bene, che è quella sui carburanti, no? In queste modifiche non si parla, non c'è questo tema delle pompe bianche, no? Diciamo, lanciato dall'assessore Scoccimarro, che poi ha precisato che era un'idea, no? Una proposta e uno studio, ha parlato di proposta embrionale.
Allora, parliamo prima di questa questione e poi diciamo cosa che forse anche interessa un po' più i cittadini, certo, cosa cambia e quali sono le cose che riguardano la tessera, l'app famosa e anche alcune novità. Allora, cosa succede? L'assessore Scocimarro dice stiamo pensando a uno studio su diciamo così, dei punti, delle stazioni, no, dove fornire anche diciamo, dei distributori per energie alternative, che vuol dire energia elettrica, idrogeno, eccetera. No, perché? Perché questa è una rete, no? Ci sono appunto veicoli che vanno con questi carburanti, e però ovviamente non c'è una rete ancora che li supporta. E questo è quello che ha detto poi, no, il presidente Massimiliano Fedriga. In questo l'assessore Scocimarro ha detto potremmo fare uno studio visto che queste cose appunto non hanno ancora un mercato così forte, potremmo fare uno studio se affiancare a queste stazioni per le energie pulite, no, anche il carburante normale per tenerle economicamente in piedi. Questo più o meno era il ragionamento. Questo è effettivamente un tema di discussione, ma non è una crisi, un problema di maggioranza, cioè la maggioranza al proprio interno discute, no? Con posizioni diverse, sempre nella nostra unità e nella nostra andare in un'unica direzione. Per esempio, questa cosa delle pompe bianche, eccetera, eccetera, Forza Italia dice noi siamo per il libero mercato, per la concorrenza, è tutto vero, cioè tutti nel centrodestra siamo per la libera concorrenza, crediamo nella libera concorrenza. Certo. Dopodiché faccio presente, questa è una mia opinione anche personale, direi che la libera concorrenza nel mercato dei carburanti non è che proprio dà il meglio di sé, e non per colpa dei benzinai. Non per colpa dei benzinai. Non per colpa dei benzinai, ma forse, no, delle compagnie, di quelli che vengono chiamati i rettisti, che ce ne sono pochi, no, nella nostra regione, sono quelli che hanno in mano questo mercato, e fra l'altro questa amministrazione ha cercato di fare un dialogo, degli incontri, la Scocimarro con loro. Perché? Allora, abbiamo il nostro sconto benzina, sconto carburante anche per il gasolio, è una misura che a noi abbiamo da tanto tempo, è vero, è stata duramente attaccata negli anni da vari paesi europei, no? Da vari paesi europei, e ci è invidiata da tutti quelli che non abitano in regione, no? Perché tutti ti chiedono ma è vero che voi avete una tessera, pagate meno la benzina, eccetera, eccetera. È una misura che funziona perché costa 62-64 milioni di euro alla regione per mantenerla, però fa entrare 120 milioni di euro. C'è il doppio, cioè uno la paga e prende altrettanto. È una misura anche economica, insomma, di vantaggio economico. Voi pensate che 60, cosa vuol dire? Spendiamo 60 milioni, entrano ulteriori 60 milioni, quindi 120. Pensate che 60 milioni era ed è la misura sulle ristrutturazioni edilizie. I serramenti, no? Oppure 60 milioni sono in un anno, grosso modo, quello che per vari anni abbiamo messo nel fotovoltaico per i cittadini. Questo è anche l'importo. Questo vuol dire che uno il cittadino non solo ha lo sconto sulla benzina, ma poi riceve anche da questo qualcos'altro. Detto questo, poi c'è la questione che il prezzo medio, per esempio, quello dicevo, no?
tutti siamo per la libera concorrenza, però non è che lì diamo il meglio, no? La libera concorrenza, perché? Perché il prezzo medio mi pare 1,674, 54 in Friuli Venezia Giulia, e nonostante lo sconto il prezzo medio mi pare, o ci sono punti in provincia di Trieste che è 1,80. Per esempio nel 2022 abbiamo cambiato la legge, no? Abbiamo introdotto la fascia zero. È vero. No? Allora quella per esempio più vicino, diciamo, per i 10 confine, chilometri no? dal confine, quella per esempio in provincia di Gorizia ha funzionato e sta praticamente salvando il settore dei distributori, certo. Perché noi abbiamo, e sono usciti credo pochi giorni fa, sono usciti i dati del 2024, in Gorizia città più 25% di vendite alla pompa e più 15, quasi 16% in tutta la provincia di Gorizia. Resta però e su questo bisogna continuamente monitorarla, no? Una specie di distorsione per cui magari in Veneto costa di meno in determinati posti. In determinati posti da noi costa di più, esempio Trieste, quindi questa è una questione data proprio da quel mercato, ma non dai nostri benzinai, bisogna chiarirlo. Allora, c'è una telefonata, poi ci sono già degli interventi, stavo leggendo qui da parte dei nostri telespettatori proprio sulla questione carburanti. Allora, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, posso domandare un'informazione? Prego. All'assessore. Si parla tanto di questa ovovia, quei soldi, che quello e quell'altro, però noi pensa alla piscina terapeutica che è sempre ferma, che non va avanti i lavori, cosa la dici? Se puoi pensare qualcosa? Grazie. Capito. E molte scuse. No, si immagini, un intervento assolutamente legittimo, grazie al nostro telespettatore, buona giornata. Dice, si parla tanto di ovovia, secondo lui troppo, invece bisognerebbe parlare della piscina terapeutica che è ferma da anni. No? Che poi credo che, allora, quello della piscina terapeutica è anche un problema, ma io non sono così addentro nelle cose del comune di Trieste, no? Però forse c'era anche una questione di tribunale, no? C'è stato per molti anni fermo perché c'era il sequestro, e quando si sequestrano un bene diventa un problema che dura anni. Comunque, perché allora dovete capire che molto spesso sui giornali, nelle tv, no? Cioè, voi per esempio parlate di ovovia perché quello è il tema, no? Su cui le opposizioni attaccano, ci sono i comitati eccetera, ma questo non vuol dire che i lavori o i progetti non vadano avanti, no, esatto, e non procedano con i tempi purtroppo che ci sono. Volevo dire quella cosa invece, di cosa discutiamo oggi sui carburanti, che è un po' più probabilmente. Allora, cosa succede? Che interessa sicuramente un'ampia platea, no, di persone, perché tanti hanno la famosa tessera della benzina. Quando è stata aggiornata e modificata nel 2022 la nostra legge sui carburanti, che dopo magari lo spieghiamo, che era stata duramente attaccata dall'Unione Europea, e la Corte Europea ci ha dato ragione invece, no? E quindi noi abbiamo potuto intervenire, si è previsto il passaggio, diciamo così, dalla tessera e dal POS, no? Al telefonino, sostanzialmente, per spiegarla facile, no? Alla digitalizzazione, eccetera, eccetera. Questo anche perché forse non tutti lo sanno, che la questione delle tessere, dei POS, soprattutto dopo la crisi ucraina, eccetera, eccetera, comincia a pone dei problemi su quanto potrà essere ancora utilizzata, no? Sui costi per cambiare i POS, per trovare i chip, eccetera. Ora, oggi si stabiliscono alcune cose. Allora, prima cosa, parliamo delle cose un po' più concrete, no? Prima cosa, che per ancora un anno ci sarà il QR code, cioè l'app del telefono, e la tessera benzina. Quindi coesisteranno fino al 31/12/2026 per garantire
questo passaggio. Ecco, tra l'altro, il passaggio è visto soprattutto dalla popolazione anziana, ma un non po' solo, certamente, come un po' problematico, no? Sì. Come in tutte queste fasi, ed è sinceramente giusto, perché chiaramente chi è più giovane, chi è magari lo trova addirittura comodo, no? C'è tantissima gente che ormai non usa neanche più il bancomat, ma semplicemente sul telefonino, questo è vero. D'altra parte ci sono tante persone, no? Gli anziani, no? Eccetera, no? Che possono avere un po' di problemi. Quindi per un anno resta la tessera e il coso. Dopodiché va detta una cosa, che sarà sempre possibile, cioè che è possibile andare dove ritiravi la tessera, no, cioè anzi allo sportello, no, che si occuperà di queste cose, e per una persona anziana, e farsi stampare il QR code su un pezzo di carta gratuitamente, non bisogna e usare quello. Quindi questa è la cosa, insomma, che la rende insomma fruibile e facilita, crediamo, questo passaggio. Anche per i fan del cartaceo, insomma, no? Chiaramente. Però legittimamente. Vi ricordate che anche per esempio questa cosa era stata fatta anche per il Green Pass, no? Potevi comunque dare quello di carta, quello sul telefonino, no? Era una cosa accessibile a tutti. Poi un'altra novità è che non si andrà più nelle camere di commercio. Si andava nelle camere di commercio a prendere la tessera, a rinnovare la tessera, se uno cambia l'auto, no? Sì. Ma ci saranno degli uffici della regione. Ah, uffici regionali. Sì, e questo perché? Uno dice perché volete accentrare voi, volete fare voi invece di... No, allora le cose sono un po' più semplici. Cosa succede? Che ovviamente le camere di commercio facevano questo servizio dietro il pagamento del servizio da parte della regione. Allora cosa succede? Che una camera di commercio, che mi pare fosse quella di Pordenone, ma non sono tanto sicuro, cioè non vorrei sbagliare, ha detto non riesco, non è più un mio interesse fare questo servizio, e comunque se vuoi che te lo faccio sostanzialmente costa 300-400 mila euro in più. Capito. Allora la regione ha detto, cioè ti pago la stessa cosa, non te la posso pagare 300-400 mila euro in più ed è lo stesso servizio, e quindi non potendo fare no a quella Camera di Commercio e continuare su tutte le altre, per un'esigenza di un'uniformità su tutto il territorio regionale, si è scelto insomma di accentrare il servizio. Ultima novità è che praticamente viene introdotta, la novità è che adesso praticamente lo sconto benzina sarà esteso anche a chi non è proprietario dell'auto, ma non è titolare, dell'auto, certo, perché ha un contratto di noleggio a lungo periodo. Ad esempio. Sì. No, i ex leasing adesso si chiamano noleggio a lungo periodo, perché è una pratica che si sta diffondendo, per molti anche molto conveniente, quindi insomma questi potranno avere la cosa dello sconto. Benissimo, quindi queste le novità che andrete a discutere proprio oggi in consiglio regionale. Allora, c'è una telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno adesso ospite, sono Gino. Gino, buongiorno. Finalmente la politica si sveglia e riprende il discorso dell'IRI, cioè che lo Stato può essere un calmiere nel mercato, cosa che si è dimenticata e soprattutto è stata criticata in maniera terribile in questi ultimi 30 anni. Infatti prima con l'IRI l'Italia aveva l'industria su tutte le varie capitoli ed era arrivata ad un livello di capacità industriale al 4º posto a livello mondiale. Dopo l'IRI c'è stato il disastro. Adesso si svegliano e hanno capito che introdurre attività sostenute dallo Stato, ma anche dai comuni, dalle regioni, è utile e calmiere all'economia dei luoghi in cui viene svolta questa attività.
e soprattutto regola il mercato. Mi compiaccio e spero che questa cosa vada avanti e che anche il Comune cominci a fare delle aziende sostenute dal Comune che si occupano di marciapiedi, delle strade, eccetera, non in esclusiva, ma in affiancamento a quelle che sono le attività delle ditte private. Grazie e buongiorno. Grazie a lei e buona giornata. Insomma, ribalta il modello economico, proprio il signor Gino dice sì, comunque, c'è poi insomma, anche, bene questa iniziativa. immagino anche che lui, l'Iris si occupava proprio dell'industria, ricordiamo anche l'ENI, no, di Mattei, poi Mattei insomma, l'hanno fatto fuori, no, praticamente perché voleva creare una politica sui carburanti, no, e sull'approvvigionamento di idrocarburi italiana. No? Allora, questa cosa dello studio embrionale della cosa, allora non è una cosa così semplice, perché ovviamente c'è tutta una normativa europea, tutta una questione di sicuramente ricorsi, eccetera, eccetera. Dopodiché è vero che allora 5 stazioni che si occuperanno soprattutto e pensate per le energie alternative, no, non modificano, sono troppo poche per intervenire sul listino dei carburanti nazionali, questo va chiarito. No? Certo è che, come dicevo, no, il problema che non è dei benzinai è un problema di mercato. No? Cioè lì ci sono pur credendo tutti nella libera concorrenza, ci pensa anche credo il signor Gino, però anche lui dice, cioè, non sempre questa dà le cose e fa le cose migliori, soprattutto in determinati settori, perché se no, perché vedete, cioè, da noi ci dicono, magari questi della rete o le società dicono sì, ma voi siete al confine, no? E quindi costa di più portare la benzina là o il carburante, no? Però insomma ci sono anche delle diversità di costo rispetto ad altre regioni che certe volte insomma ti lasciano perplesso, oppure voglio dire il listino lo fanno sul prezzo al barile, non so, di 2 mesi fa, però questo non scende mai anche quando il barile scende, no? Allora insomma, dopodiché sulla questione allora per i comuni è un po' difficile fare società pubbliche che intervengano. Per esempio, è anche vero, in casa, diciamo, la manutenzione della strada. Sì, è anche vero, per esempio, questo soprattutto a Trieste, perché esempio a Trieste voi avete Acegas, che è l'unica, non è una partecipata, è cosa in borsa, no? Però nel resto della regione, per esempio, dove ci sono le società pubbliche partecipate, anzi totalmente pubbliche, controllate dai comuni, che si occupano dei rifiuti o del ciclo idrico, no? Penso a Irisacqua, esempio in provincia di Gorizia, ecco, quelle lì, secondo me si potrebbe fare un ragionamento quando tu hai già la gestione o ti occupi su una strada del tubo che porta l'acqua o la fognatura sotto quella strada, potrebbe essere intelligente pensare che quella società partecipata dai comuni si occupa anche di tutta la strada e della cura della strada. E quindi della manutenzione. Della riasfaltatura, del marciapiede, ecco, questo potrebbe avere un senso. Di tutti i comuni, esatto. No? È chiaro. Allora, Davide Perplesso dice: strano, io la puntata di Sveglia Trieste con Scocimaro l'ho vista in diretta sul vostro sito, le dichiarazioni dell'assessore sono state diverse. PS, meglio i prezzi imposti e i cartelli del prezzo medio per noi consumatori? Si domanda Davide, sempre in merito a questa polemica, no? del carburante, della benzina. Poi ancora tutti siamo per la libera concorrenza e poi
sostengono lobby di poche decine di migliaia di persone che vivono di rendita delle loro poche licenze da anni come balneari e tassisti, pagando poco o niente le loro licenze, dichiarano meno di un niente e con prezzi cari per i servizi offerti. Insomma, è una critica un po' estesa. Però, per esempio, questa sì, si toccano dei problemi veri, questo. Va detto però che per esempio la Regione è intervenuta con dei bandi nella zona, sono sicuro nella zona di Lignano, sì, no? Dove è cambiato o sta cambiando qualcosa, no? Con un aumento del canone o la possibilità o la cosa di fare più investimenti per chi viene, cioè si è un po' intervenuti sulle cose balneari. Allora, qual è la questione? Ci sono due estremi, no? C'è, che poi vero o non vero, sicuramente no? C'è stato quello che ha la concessione da 50 anni, ha sempre pagato 2.000 euro l'anno per non so, un pezzo di spiaggia a Lignano, parliamo non di posti qui di Trieste o no, sulla spiaggia, e d'altra parte se metti a bando devi stare attento perché potrebbe arrivare un fondo americano o da qualsiasi parte che compra e fa tutto lui o rischio, no? Allora qui difatti a Lignano si è cominciato a dire, mi pare, chi arriva prende un lotto o al massimo 2 lotti, no? Limitando per evitare l'arrivo di capitali esteri, che tante volte c'è che, allora il capitale estero va benissimo se arriva ad esempio la BAT qui a Trieste, certo, no? Assolutamente. Però in altri settori può creare dei problemi e bisogna stare attenti, cioè come in tutte le cose. No? Il fondo, insomma, mette sempre un po' in allarme, no? Allora, sotto tanti aspetti. Abbiamo una telefonata, pronto? Buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, buongiorno a lei, mi chiamo Franco. Franco, buongiorno. Complimenti sempre per la sua gentilezza. Grazie a lei, Franco. Allora, diciamo che la politica spesso volentieri è contorta in una maniera allucinante, però cerchiamo di dargli una mano, tanto non ascolteranno mai, perciò non è un problema. Allora, un titolare di azienda col suo bel Mercedes fa il pieno di benzina e lo scarica completamente delle tasse. L'operaio, che contribuisce anche lui a fare in modo che voi potete spendere i soldi per fare riparazioni e altro, non scarica la benzina dalle tasse, producendo un utile per il comune, per lo Stato e per tutto. Anziché giocare con le tesserine o altro, perché non date la possibilità al popolo di Trieste di poter defalcare la benzina direttamente dalle tasse, così ci evitiamo uffici, timbri e tutto il resto. A tutto il popolo di Trieste, dai pensionati agli operai che producono un reddito per il comune e ad altri, dategli la possibilità di scaricare la benzina, così forse riusciranno a dare una pizza ai propri figli una volta alla settimana. Smettete di giocare, grazie. Allora, questo dice Franco, c'è il problema della vicinanza con la Slovenia però, no? Che non si risolve con un provvedimento fiscale o, no. Allora, o ritiene di sì? La vicinanza della Slovenia, noi abbiamo cercato di intervenire riuscendoci, credo, per tutta la zona confinaria, salvo il problema del prezzo più alto a Trieste, sì, no? Con la zona 0, con la fascia 0, perché prima era in fascia 1, sì, Gorizia, Monfalcone, no? Allora, qual è il problema? Cioè, il cittadino ha detto una cosa che è anche intelligente, cioè lui dice la ditta scala, certo, no? Il cittadino comune no. Allora, la questione è, poi lui dice la politica è contorta, sì, più che la politica è contorto anche il mondo dell'amministrazione, il mondo del diritto, eccetera, eccetera, per cui bisogna muoversi in questa
intrico, contorto che abbiamo, trovando le soluzioni migliori. Quella cosa della detrazione fiscale credo che non è una leva che abbiamo noi direttamente come regione sull'IVA. Noi incassiamo una parte di IVA, ci viene lasciata, ma non abbiamo noi in mano l'IVA. Questo è, parlo per la regione. Ora, come funziona, giusto per farvi capire qual era il problema e qual è anche la natura del nostro sconto carburanti. Allora, fra l'altro, dare una esenzione, diciamo così, o lo scarico dell'IVA ti mette a rischio, che è un'idea che funziona. Uno dice: perché non fate così? Perché non facciamo così? Perché lo sconto carburanti della regione Friuli Venezia Giulia, che ha solo Regione Friuli Venezia Giulia, c'è mi pare in Trentino Alto Adige, ma ci sono tipo una roba come 350 tessere, ecco, cioè una cosa minimale, cioè sono quei che stanno sul confine, in pratica, sì. no? Ha subito mi pare 3 o 4 ricorsi a livello europeo. È vero. Perché? Perché ti dicono: tu stai abbassando la tassa sul carburante e quindi stai facendo una concorrenza alla Slovenia e all'Austria, praticamente. Questo è un po' o stai intervenendo sulla concorrenza. Tanto che, allora, nel 2010 praticamente è stata fatta la prima legge che non ha, allora, il contributo carburanti non è della Regione Friuli Venezia Giulia, non è una detrazione fiscale, ma sostanzialmente è un aiuto per zone economiche svantaggiate. Chiaro. Nel 2010 è stato introdotto questa nuova definizione, no? Per questo ci sono anche le fasce, no? 1, 2, eccetera, fatte su dei parametri di tipo economico e sociale. Questo ha subito 3 o 4 attacchi a livello europeo e ha resistito, tanto che nell'ultima sentenza, che era del 2021 mi pare, è stato addirittura il pubblico ministero della Corte europea a dire: non si può dire niente a Regione Friuli Venezia Giulia perché loro non stanno intervenendo sulle accise, non stanno facendo uno sgravio fiscale, ma hanno introdotto una misura di aiuto alla propria popolazione per zone svantaggiate. Questo è per spiegare, perché se noi purtroppo passiamo al ragionamento dell'ascoltatore che è giusto, praticamente ci cassano la legge. In questo mondo intricato e contorto, però funziona così. Avrebbe un senso, ma appunto esatto. non ce lo lascerebbero. Bisogna fare un'altra cosa per arrivare alla stessa cosa. Al risultato desiderato. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria. So che c'è anche una telefonata però in attesa, non so se riusciamo a sentirla prima. Pronto? Buongiorno. Sì, grazie, sono ancora Franco, vede, okay. Non ha capito. La persona non ha capito. Io non dico che deve defalcare l'IVA dalla dichiarazione delle tasse, lui defalca l'intero importo benzina, perché lui per poter produrre ed è proprio questo che non per si può... poter produrre lo stipendio come un titolare di azienda va a fare benzina, fa il pieno, perciò defalca 3, 4, 500 euro al mese per quanto riguarda la benzina, pagando con carta di credito. Ok, allora questo era il suggerimento, però appunto questo interviene il problema, sì, certo. Sì. Il problema è che andare sulla questione fiscale fa sì che poi arriva il giudice europeo e ti dice quella legge non va bene e la perdono tutti. E la perdono tutti. Questo era anche il motivo per cui cioè, capisco, ha ragione lui. Assolutamente, sarebbe molto più efficace, no? Sì. Più anche capillare in qualche modo. Allora, dobbiamo fermarci, ci rivediamo fra pochissimo.
Bentornati in diretta, ancora in compagnia del consigliere regionale della Lega Antonio Caligaris. Sono le 8:39 del mattino, abbiamo già subito un'altra telefonata, poi leggiamo anche la mail. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno a voi, a lei signor dottoressa e a Caligaris. Buongiorno. Volevo dire solo due cose a proposito delle accise sulla benzina. Prego. Sul trattato di pace parla che noi a Trieste non dovremo concorrere alle spese che l'Italia ha fatto nelle colonie. Nessuno ha mai parlato di questa cosa, però le accise neanche non sappiamo quali sono. Prima cosa. Seconda cosa, vorrei chiedere all'amico, se posso permettermi, Caligaris, se c'è qualche novità sul dopo di noi, che è una cosa che mi sta proprio a cuore. Capito. Sulla cura delle persone con disabilità, con problemi. Va bene, grazie, buona giornata. Allora, due temi, no? Torniamo ancora sulle accise. Dice il trattato di pace prevede che Trieste non dovrebbe contribuire, no? Con le accise, appunto col pagamento delle accise, dovrebbe concorrere alle spese appunto dello Stato, e poi dice se ci sono delle novità sul provvedimento dopo di noi, no? Quella cosa del trattato di pace sinceramente non lo so cosa dice il trattato di pace, se probabilmente Osimo, no? Sì, in merito alle accise, sì. Credo che la zona franca, cioè che il punto franco qui viene stabilito, no? Per esempio nel porto, e quella è la questione del coso su tutta l'area. Credo sarebbe stata una cosa applicata e fatta valere direttamente quella volta, no? Cioè probabilmente si applicava per la questione del punto franco, no? Che fra l'altro è stata riconquistata un bel po' di tempo dopo, no? Da Trieste e dalla zona, che è una cosa importante su cui sono intervenuti il centro-sinistra, il centro-destra, questo va riconosciuto, no? Qui c'è stata una classe politica di tutte e due le parti che ha operato per quello, no? E per arrivare a una cosa che per esempio appunto consente l'arrivo di BAT, no? A Trieste. Sul dopo di noi invece, allora credo che su questo, penso che forse durante quest'anno interverremo, no? Noi abbiamo fatto finora degli interventi a sostegno di progetti, no? Cioè di quelle associazioni che si occupano del dopo di noi, faccio un caso, sostenendo anche gli interventi strutturali, o chiamiamoli edilizi, perché abbiamo delle attività di associazioni, no? Sono associazioni di genitori che si mettono insieme e che cominciano ad acquistare, attrezzare, no? Case, no? Sedi che diventano dei centri dove i ragazzi possono, no? Cominciare a stare insieme, a lavorare insieme, a imparare insieme, a vivere insieme. In alcuni casi, per esempio, se ne è aperto uno a Monfalcone, credo a fine estate, inizio autunno, è stata aperta ad esempio una pizzeria. Sì. No? Outstanding, se non mi ricordo male. Esatto, credo che noi stiamo operando, questo è vero, in maniera forse non coordinata, ma queste cose cerchiamo di sostenerle come, cioè meglio non coordinata, in maniera forse puntuale, questo è vero, quella iniziativa, poi quell'altra, no, per aiutare il nascere di questi centri. Su un intervento magari più uniforme e organico e legislativo, credo che quest'anno dovremo darci da fare. Allora, un'altra telefonata, pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno signora Buccarella, buongiorno a lei. Buongiorno Nivea. E a Caligaris, Nivea.
Allora, io vorrei dire, Caligaris, una cosa che probabilmente non interesserà né a lei né ai spettatori, però voglio raccontargliela. Io ho una macchina, è a nome mio, è intestata anche a mio marito, a tutti e due. Quando mio marito è deceduto sono andata a fare sono andata a far benzina, mi hanno detto che la tessera non era più valida per la benzina agevolata. Sono andata alla Camera di Commercio per sapere perché. E comunque la macchina era sempre mia, avevo fatto il passaggio di proprietà con quella metà di mio marito e con mie figlie, era sempre mia. E la tessera era il problema era che il permesso per avere la benzina agevolata l'aveva firmata mio marito. Comunque la macchina era di me e mio marito. A me è rimasta. Per cui io mi sono arrabbiata. Mi hanno chiesto 15 euro per rinnovare la tessera. Io li ho pagati, non è una questione dei 15 euro, è proprio una questione di principio. Mi spiace, ma da quel momento io, pur avendo la tessera nuova, non l'ho mai usata, sono andata sempre a fare la benzina nella vicina Repubblica di Slovenia e sono molto felice che finalmente questo intoppo è stato risolto, perché le Camere di Commercio per la benzina agevolata proprio avevano un modo di fare che era molto burocratico e non so neanche se era molto onesto. Grazie. E quindi è contenta, insomma, che passerà in capo alla regione, questo mi pare di sì. Credo di sì, insomma. Grazie Nivea. Allora, adesso non voglio azzardare, ma credo che lì il problema, allora, la titolarità della tessera è di una persona. Certo. Probabilmente l'auto della signora era intestata al marito, di proprietà di tutti e due perché in comunione dei beni, ma intestata al marito che era il titolare della tessera, immagino. Dopodiché i 15 euro credo che sono quelli che erano il costo della tessera. Tra l'altro una delle differenze è che la tessera la ritiri e la paghi, l'app no, per esempio, perché c'è un costo. No? E dopodiché io credo che la signora, esempio, per me che sono di Fogliano di Puglia, Monfalcone, Gorizia, cioè adesso, anzi da un po' di mesi, no, conviene la tessera, cioè state attenti, no, perché c'è tanta gente che pensa, magari sono andato in Slovenia, guardate che adesso, no, con la fascia zero soprattutto, è probabile che anzi, esempio, tranne questa parte di Trieste con alcuni benzinai, cioè alcuni, non benzinai, alcune società che hanno questi prezzi, no? Però guardate che dovrebbe essere più conveniente la tessera. Allora, cosa succede? Diciamo che tanta gente non faceva la tessera, questo è vero, lo abbiamo visto, poi pre-Covid. Poi cosa succede? Arriva il Covid, ve lo ricordate, la Slovenia chiude, mettono i massi, non so se ve li ricordate, no? Certo, sui cosi, e tutti si trovano a dover in quel periodo fare benzina, e quindi abbiamo avuto la corsa, un periodo che le camere di commercio non riuscivano tanto, dicevo, siamo un po' in soprattutto il lavoro, siamo un po' in sovralavoro, siamo in difficoltà, no? E quindi ci si è avvicinati lì. Dopodiché cosa abbiamo avuto? Che comunque anche periodi in cui anche con la tessera di là costava di meno, quindi la gente è tornata di là dopo il Covid. Quindi state attenti che dal 2022 con la fascia zero, sulla fascia confinaria, potete forse pagare di meno, cioè dateci un'occhiata, perché anche c'è un peccato, no? Oltre che essere un peccato per voi, è un peccato perché alla fin fine tenete i soldi qui eccetera, ma fate sostanzialmente fate venire delle entrate in regione che poi possono tornare a voi con altri servizi utili, insomma, per il territorio tutto. Allora, un'altra telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi?
Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Sì, buongiorno signora Bucarelli. Io volevo solo avvisarvi che molta gente di qua a Aquilinea, dove io abito, non riceve la posta. Il problema è delle bollette. Le bollette non arrivano. Capito? Dove ci si può rivolgere? Perché è una vergogna che nel 2026 non arrivano le bollette. Io ho pagato le bollette che non mi sono arrivate perché mio figlio è in grado di farmi tramite computer, questo e quell'altro sono riuscita, ma se dovrei essere sola senza mio figlio mi vengono a tagliare luce, acqua. Dove ci si può rivolgere? Perché le poste dicono non abbiamo personale. È un disservizio, insomma, pesante. È un disservizio molto grave questo qui, perché capisce chi è in grado di camminare. Io non lo posso andare da sola per strada perché non riesco a camminare. Va in brigata casale, si presenta là e gli danno forse la posta, forse, non lo so. Però non lo possono fare tutti, certo. Il cittadino normale, la vecchietta come sono io, cosa fa? Capito signora, grazie intanto della segnalazione, purtroppo non è la prima che riceviamo. Me lo ricordo già qualche altra volta, dopodiché io credo... Varie volte. Per esempio che mia madre ha risolto con la domiciliazione delle bollette sul conto in banca e uno e può stare tranquillo, certo. Sì, lo fa fare insomma al figlio, al nipote, una cosa e lì e comunque risolvi. Quello è vero, la questione bollette. Soprattutto però sulle bollette che sono le cose che arrivano ogni... Allora, c'è l'intervento di Pierpaolo che ci scrive una lunga mail, leggo solo qualche tratto. Interviene sulle nuove leggi sulla sicurezza, c'è oggi tutto un approfondimento sui vari quotidiani in edicola, dice bene le nuove leggi sulla sicurezza ma troppo blande, ci aggiungerei ad esempio il sequestro dei beni dei familiari dei delinquenti per pagare i danni nel caso campi di lavoro, addirittura insomma poi altri provvedimenti per inasprire le pene insomma su questo pacchetto sicurezza. Capisco benissimo. Capisce bene il sentimento il sentimento che insomma, è pienamente giustificato secondo me. Allora, questo è un pacchetto di interventi sulla sicurezza fortemente portato avanti dalla Lega. Addirittura guardate che questa è la fase 2, la prima fase è stata quella cosa, vi ricordate, il decreto sicurezza l'altro anno, un anno e mezzo fa, quello che diceva che è finalmente intervenuto per lo sgombero delle case occupate. No, questa è la fase, è il decreto sicurezza 2 voluto dalla Lega, e anche quello, non so se vi ricordate, era stato attaccato, incostituzionale, si buttano fuori le persone quando... Ricordo, c'erano, vi ricordate i casi ce n'è anche uno a Udine è successo, una povera pensio che voi avete dato, vero, la signora che dà in subaffitto e praticamente la buttano a degli stranieri, questi la buttano fuori, cioè stiamo dicendo ci sono delle persone pensionate, si trovano la casa occupata o danno in affitto, e non li mandi più via e uno resta senza casa, un pensionato resta senza casa, quindi si è intervenuto così. Adesso questa è l'altra fase che riguarda le baby gang, l'immigrazione, i respingimenti, dopodiché cosa succede? Perché? Si dice, si aumentano le pene, divieto di vendere armi da taglio, eccetera. Si aumentano le pene. È vero, cioè in realtà, da quello che mi ricordavo, è sempre stato proibito andare in giro con un coltello in tasca, i carabinieri ti fermavano. Nel tempo però, ricordiamo che questa cosa è diventata una cosa, non si sa perché, un uso, esco col coltello per sicurezza, ma questo è nel
normale, cioè cosa succede? Queste cose sì, funzionano dove? In Venezuela, in Burkina Faso, non qui. È chiaro che abbiamo importato gente che non doveva entrare in Italia, no? E abbiamo permesso che diventasse tutto, no, una consuetudine andare in giro con un macete, no? O uno va al semaforo e minaccia la gente col macete, non so, è chiaro. Allora, vedete, Trump per esempio ha tante, la Groenlandia, i dazi eccetera, però ha dei pregi e soprattutto secondo me forti, che sono: uno, aver eliminato finalmente dal dibattito politico quella roba del Green Deal, tutto elettrico, tutto verde eccetera, no? Che proprio ci ha distrutto l'economia a noi, no? Quelle follie lì. E dall'altra parte ha introdotto questo bel termine, l'ha messo all'agenda politica, che si chiama remigrazione, su cui io sono perfettamente d'accordo, no? Che credo che sarà una questione che anche l'Europa dovrà affrontare. Questo in linea teorica. Poi diciamo che l'intervento sul pacchetto sicurezza serve a ridare un controllo e un giro di vite su delle cose che dovevano essere negli anni, cioè che dovevano essere naturali, ma che sono state, il cui concetto è stato sfilacciato da una determinata sensazione, idee, no? Di determinata parte, ed è purtroppo anche da parte di un andazzo che è stato anche, diciamo così, non dico sostenuto, ma che è filtrato anche nei nostri tribunali, no? Per cui cosa fa la politica, cosa fa la Lega? Interviene, no, sulle norme e chiarisce, no? Chiarisce che non va in giro, se ce ne fosse stato bisogno, che non va in giro con un coltello nelle tasche, non è autodifesa quella roba lì, no? Chiaro. Allora, E poi fra l'altro c'è una cosa che viene tolto, questo sì era stato uno sbaglio, no? Perché per non, anche lì, non intasiamo i tribunali e rendiamo, no, lo scippo, no, perseguibile a querela di parte. Questo era stato fatto. Errore madornale, per cui praticamente, no, gli zingari, no, le zingare incinta che scippano, no, tu dovresti capire, sapere chi è per poterlo querelare, no? Adesso diventa una cosa d'ufficio, no? E quindi anche una cosa, quello è stato proprio un errore. Allora, tornavano sulla questione benzina invece i nostri telespettatori, dice Sonia: mi dispiace contraddire il suo ospite, ma il diesel costa meno in Slovenia che in Italia, invece Enrico, da poco. Okay. E questo è, cosa succede? Perché per la prima volta il diesel costa più della benzina, perché adesso mi ricordo se 4-5 anni fa, adesso, no, e c'è stata c'è la direttiva europea che dice che te sostanzialmente devi incentivare l'utilizzo della benzina verde o delle fonti alternative, o meglio non incentivarle, disincentivare il diesel, quindi devi aumentare praticamente le accise sul diesel perché è più inquinante rispetto a tutto il resto. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sono sempre io, signora Bucarella, nuovamente buongiorno. 2 parole sole, forse mi sono spiegata male, data la risposta che ha dato il consigliere Caligaris. La macchina era mia ed è ancora, è sempre stata mia. Era anche autorizzato mio marito a guidarla, perciò non era una, come si dice, una comunione dei beni, assolutamente. La ringrazio. Il problema allora era che la tessera era stata fatta a nome di suo marito. Sì, aveva firmato lui, se non mi ricordo male, appunto come ci aveva spiegato prima Nivea. Allora, mi scuso con la signora, ma più o meno io davo l'interpretazione un po' più semplice a
Allora, ancora sulla benzina, la benzina 100 ottani in Slovenia, scrive Enrico, continua a costare 30 centesimi di euro in meno. Non lo so, dovrei andare a comparare i prezzi, evidentemente, insomma. Probabilmente questo è nella zona di Trieste. Ecco, per esempio nella zona di Gorizia c'è questo problema che costa ci di meno prima dell'atteggiamento di alcune compagnie, no? o dei rettisti, no? Per cui, perché guardavo che effettivamente c'era anche un articolo proprio sul piccolo, credo 10 giorni fa, che diceva che ad esempio in provincia di Gorizia c'erano 2 luoghi, no? Una Grado, una Monfalcone dove arrivava a 1,80. A Trieste la media è più alta, con punte fino a 1,80 anche lì, ma ad esempio in provincia di Gorizia c'è è più conveniente che con lo sconto, ovviamente, no? Con lo sconto regionale parliamo, e fra l'altro c'è uno 0,5 in più per chi ha l'ibrido, no? Fra l'altro. Per cui le vendite, parliamo di dati 2024, in provincia di Gorizia sono aumentate. Quindi, e cosa c'è? Questo è un problema che è stato tentato di affrontare, perché credo che l'assessore Scocimarro ha incontrato le compagnie e questi che gestiscono le reti, perché lì sta la questione, non nel benzinaio, che becca sempre quel no? È chiaro. Allora, Davide torna ancora sulla benzina, anche lui dice si parla di prezzo della benzina ma nessuno nomina le promesse sulle accise da cancellare al primo Consiglio dei Ministri di Salvini. Risposta semplice, modo complicato e intricato che nessuno ha realizzato, dice Davide, insomma un po' polemico sulla... Certo, anche la Presidente Meloni aveva promesso di togliere le accise, credo anche Renzi ai tempi, no? Quindi credo sia una questione, sia un tema ricorrente. Io credo che i governi, e questi, già quello di Draghi e anche questo, insomma, credo che una delle avevano il problema di rientrare dalla procedura di infrazione, riportare il Paese a una stabilità, e poi credo si potrà pensare a altre misure. Ancora l'ultima, Eric ci scrive installare, ecco come risolvere il problema, installare le stazioni di servizio all'interno di un'area franca dettata dall'allegato 8 del Trattato di Pace, si torna a questo tema, così le accise si riducono del 60%, studiate il caso, il suggerimento di Eric, sfruttando insomma l'allegato 8 del Trattato di Pace, questo di più, insomma, si potrebbe provarci. Intanto oggi, come ci diceva prima il consigliere, discuterete e andrete proprio in aula con il DDL 65 sui carburanti, quindi tutti i provvedimenti, insomma le novità previste per quest'anno in particolare, che ci raccontava prima, quindi che interessano un po' tutta la platea, no? Di transizione verso poi il futuro e la futura digitalizzazione, eccetera. Quindi il passaggio più indolore possibile. Grazie al consigliere Antonio Calligaris per essere stato con noi, torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Arrivederci, grazie. Grazie, buon lavoro, ci vedremo sicuramente in Consiglio regionale, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco. Bentornati in diretta 9:08 del mattino. Allora siamo in attesa di avere ospite in studio il capogruppo di Adesso Trieste in Consiglio Comunale, Riccardo Laterza, che ci aveva anticipato un lieve ritardo per un disguido, è in arrivo qui nei nostri studi. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato in modo approfondito della questione dei carburanti e ieri sul tema è intervenuto il Presidente della Regione, il Governatore Massimiliano Fedriga, anche sgomberando il campo da illazioni su una possibile crisi, insomma, nella maggioranza, nella giunta regionale. Allora sentiamo che cosa ha detto al microfono dei colleghi di TV12. Vedo temporali, ma non vedono anche le nuvole.
semplicemente, e secondo me anche giustamente, l'assessore Scocimaro ha fatto fare un approfondimento e che sta avvenendo in questo periodo, per capire le necessità di tutte le fonti alternative che potranno alimentare da qui al futuro i mezzi di trasporto, capire la sostenibilità economica, capire tutta la sperimentazione che si possa fare nell'avviamento, e quindi un supporto pubblico su questo. Non è assolutamente un'alternativa o concorrenza alla distribuzione di carburanti tradizionale, che rimane ovviamente in mano al privato, ma l'ha chiarito lo stesso assessore, l'ho chiarito io nelle giornate precedenti rispetto alle informazioni uscite, quindi su questi malumori in seno alla maggioranza? Ma no, la maggioranza semplicemente ha espresso legittimamente le proprie opinioni, ma non sono malumori. Io sono contento però di una cosa, che quando in Friuli Venezia Giulia qualcuno della maggioranza dice qualcosa che non è perfettamente identico a quello che ha detto l'altro, sembrano malumori. Se guardiamo in realtà ci sono scontri perenni che altro che malumori, quindi vuol dire che noi siamo una maggioranza solida e unita, e quando ci sono anche queste effimere differenze, sembra che ci siano dei problemi, ma ovviamente così non è. Allora, queste le parole del Presidente Fedriga. Intanto ci ha raggiunto, come vi dicevo in studio, Riccardo Laterza, consigliere comunale, capogruppo di Adesso Trieste. Buongiorno, ben Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie di essere qui. Allora, ha sentito le parole di Fedriga su questa bufera che si sta scatenando sulla proposta poi dell'assessore Scocimaro delle cosiddette pompe bianche, della distribuzione dei carburanti targata Friuli Venezia Giulia. Cosa ne pensa? Ma a me sembra veramente una follia la proposta che è stata fatta in questi giorni di far entrare la Regione direttamente nell'ambito della distribuzione dei carburanti. Tra l'altro registro che anche questo tema, come tanti altri anche a livello comunale, non fa altro che alimentare le polemiche interne di una maggioranza di centrodestra che è sempre più divisa quando si vanno ad affrontare i temi nel merito, ma nel caso specifico mi sembra veramente assurdo che, a fronte della potenza di fuoco che la Regione ha, perché oggettivamente in questi anni la Regione ha goduto di risorse come mai prima nel corso della sua storia, anziché fare delle scelte che orientino un sistema verso una maggiore sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica, si pensi semplicemente ad alimentare quello che già esiste. Già si fa molto ovviamente con la benzina agevolata. Se la Regione ha delle risorse in più dovrebbe spenderle ad esempio per rafforzare e rendere gratuito il sistema del trasporto pubblico locale, perché è in questo modo che veramente si crea una concorrenza positiva, mettiamola così, tra la mobilità privata e l'uso di carburanti tradizionali come la benzina, e la mobilità collettiva, la mobilità pubblica e l'uso per esempio dell'elettrico. La Regione dovrebbe utilizzare appunto la potenza che ha non per tenere le cose così come stanno, ma appunto per far fare dei passi avanti alla comunità regionale. Purtroppo su questo tema, come anche su tanti altri, non è così. Non è così, il capogruppo del Patto per l'Autonomia in Consiglio regionale, di cui fa parte anche la nostra Giulia Massolino, ha ironizzato dicendo: da io sono Friuli Venezia Giulia a io faccio il benzinaio, no? Esatto, ironizzando sì. Su questo, però insomma rimarcando tutte le problematiche che ci ha esposto ora. Restando in tema di trasporti, adesso parleremo sicuramente anche di cabinovia, di ovovia, no? Perché ieri il Comune, la Giunta Comunale, all'unanimità dei presenti, quindi c'erano tutti tranne credo l'assessore Giorgio Rossi, hanno votato per fare ricorso al Consiglio di Stato, quindi per andare avanti, insomma, per mandare a Roma nuovamente la questione ovovia contro le sentenze del TAR che demolivano insomma il progetto, no? Dal punto di vista ambientale. Questo è quello che è successo ieri, ma sentiamo subito la telefonata, poi andiamo proprio a discutere di questo. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Salve, sono Maurizio, buongiorno. Maurizio, buongiorno. Volevo porre al vostro ospite, che all'inizio non lo conoscevo, vi seguo da poco, però ha dimostrato che pur essendo giovane non ha paura di certe cose, e mi rivolgo sia a lui che a lei. Adesso le faccio un piccolo esempio, vi rubo mezzo minuto. Sì. Quando io compro un'automobile vado a informarmi quanto costa la macchina, differente, i soldi può darmeli anche papà, però dopo devo pensare quanto mi costa mantenerla, certo. Vuole dire assicurazione, manutenzione, tutte queste cose.
nessuno, né perché chiederlo ai seguaci, dico seguaci di Piazza, sarebbe una perdita di tempo perché ti rispondono altro. Chiedo a lui che rappresenta una parte dell'opposizione e a lei che è una giornalista, perché nessuno ci ha mai raccontato l'Ovovia costa tot, ma mantenerla ci costa, non so, 1 milione all'anno, 2 milioni all'anno, 3 milioni all'anno, 4 milioni all'anno, perché l'importante è anche quanto costa mantenere. Se lei mi regala un elicottero, io non posso prenderlo, perché mi costa 3.000 euro al minuto. Questo è il discorso. E nessuno, né l'opposizione ha mai fatto un calcolo, né il giornale l'ha mai scritto. Secondo i nostri calcoli, l'Ovovia mi costa 10 milioni all'anno. Visto anche che costa il tram che sta fermo, figuremmo se l'Ovovia che cammina 24 su 24. Ecco, allora perché l'opposizione non ha mai fatto questo calcolo? Soprattutto, per esempio, la cabinovia dell'Ussari costa 17 euro andare su. È impensabile fare una cabinovia che da Opicina per 17 euro mi porta a Trieste, perché nessuno andasse a lavorare 17 euro al giorno. Allora, i soldi in più, chi li metti? Federica, perché è la regione che deve pagare, perché l'autobus, quando il sindaco ha detto che noi paghiamo l'autobus solo 1 euro, l'ha detto ieri anche a noi, ecco, l'ha detto anche a voi, no? Ecco, i soldi li metti. Allora, per l'Ovovia, quei soldi in più, chi li metti? Prima domanda. Seconda, sono ignorante, forse lui può capire, forse il vostro ospite può spiegarmelo. Quando, e questo è un discorso, se mi sa dire un numero, 2, 3, 4 milioni. L'altro discorso è questo: quando vendono i gioielli di Trieste, i palazzi, il Palazzo Cacciotti, roba del genere, quei soldi dove va? Vanno in cassa comunale, perché se vanno in cassa comunale te credo che non siamo in disavanzo, abbiamo sbagazzato tutto, abbiamo venduto tutto quello che si poteva vendere, compreso il Castel de Muggia, ne manca il Castel de Miramar, là se potessi ciappare bei soldi. Ecco, quello è del comune di Muggia, cioè era una questione del comune di Muggia, ma il principio è quello. È chiaro, Palazzo Carciotti. Cara, il principio è quello, sbagazzare quello che si può sbagazzare. Capito, è chiarissimo. Grazie Maurizio, buona giornata. Allora, 2 temi insomma non da poco. Assolutamente, no, io intanto ringrazio Maurizio per le domande, anche per fare alcune specifiche. La questione del costo di, diciamo, manutenzione e esercizio dell'Ovovia è per me uno dei temi centrali di contrarietà all'opera. Ovviamente c'è il tema della non sostenibilità ambientale, quindi dell'impatto su Bosco Bovedo in particolare, ma non solo, però è strettamente legato anche alla questione dei costi di esercizio e in generale anche della sostenibilità economica dell'opera, perché intanto i numeri ci sono quelli ovviamente attenendoci a quanto è stato prodotto finora dal punto di vista progettuale, sono quelli del progetto di fattibilità tecnico-economica, per i quali il costo di esercizio annuo dell'Ovovia, vado a memoria, potrei sbagliarmi, però penso nell'ordine di qualche centinaio di migliaia di euro, non troppo, dovrebbe montare circa a 3 milioni e mezzo di euro all'anno come costo di esercizio, quindi i numeri ci sono e sono dei numeri appunto che abbiamo sempre contestato non tanto da questo lato ma dal lato di come verrebbero effettivamente poi coperti questi costi di esercizio, perché se ci fidassimo completamente di quanto è stato scritto nel progetto, l'Ovovia sarebbe probabilmente l'unico mezzo di trasporto pubblico al mondo che si autosostenta soltanto con i costi, diciamo, con gli introiti dei biglietti. E questo perché appunto sono stati applicati dei modelli trasportistici, quindi dei modelli sulla previsione di quante persone utilizzerebbero la linea, che sono assolutamente realistici. Non per altro, ma perché quando si introduce un mezzo, quando si vuole introdurre un mezzo innovativo, un mezzo nuovo, come sarebbe l'Ovovia nel sistema triestino, non ci si può semplicemente basare su dei modelli matematici che sono stati applicati, ma bisognerebbe fare, o si sarebbe dovuta fare, anche una sorta di indagine di mercato, cioè chiedere alle persone che per esempio ogni giorno prendono l'auto o anche l'autobus per recarsi da Opicina al centro città, se sceglierebbero l'Ovovia qualora esistesse una linea di questo tipo. A quel punto si sarebbe potuto pesare, diciamo, il modello matematico teorico con le effettive scelte le possibili scelte future della popolazione e dell'utenza. Questo è un tema che abbiamo portato più volte
in Consiglio Comunale, chiedendo appunto, al di là della questione referendum che è altra, no? Perché diciamo attiene più alla scelta politica in senso complessivo, anche di realizzare uno studio, come se ne sono fatti e se ne possono fare tanti in giro per il mondo, appunto, coinvolgendo e interloquendo direttamente con la potenziale utenza. Poi è vero quello che dice il sindaco, cioè che i mezzi del trasporto pubblico locale viaggiano, per così dire, in perdita, cioè che la maggior parte dei costi di esercizio sono coperti dalla regione e quindi dalla fiscalità generale, cioè sempre da noi, però in misura proporzionale al reddito. E questo è un principio sacrosanto, tant'è che, come dicevo prima, dal nostro punto di vista bisognerebbe andare verso la progressiva gratuità del trasporto pubblico, quindi fare in modo che una quota sempre più ampia di questo costo d'esercizio venga coperto non dagli utenti con il biglietto, ma dalla popolazione in generale secondo le proprie disponibilità, quindi i più ricchi banalmente pagano per avere dei servizi pubblici che siano veramente universali e accessibili. Però questo principio regge nel momento in cui le linee del trasporto pubblico rispondono a una vera esigenza di trasporto, di mobilità. Quando si fa il paragone sul fatto che l'Ovovia dovrebbe avere gli stessi passaggi, diciamo, quindi gli stessi utenti annuali di una linea come la 6, la linea 6 che collega San Giovanni a Barcola e che, anzi adesso fino a Grignano, e che in particolare nei mesi estivi ovviamente risponde a una domanda di trasporto molto, molto importante, ma non solo nei mesi estivi, ci si rende conto di cosa stiamo parlando, cioè del fatto che a regime, secondo le previsioni del comune, l'Ovovia dovrebbe trasportare tanti utenti quanti ne trasporta una delle linee di trasporto pubblico principali della città, partendo dal nulla e arrivando nel nulla, perché poi ricordiamoci appunto anche di qual è la tratta che dovrebbe coprire questo mezzo. Per cui il tema è questo, che se l'opera è inutile da un punto di vista trasportistico, diventa ancora più dannosa da un punto di vista sia ambientale che economico, perché evidentemente con un numero di passaggi di molto inferiore tutta la parte non coperta dai biglietti sarebbe invece coperta non si sa da chi, dal comune o dalla regione se viene integrata nel trasporto pubblico. Dalla regione, no? Esatto, se venisse integrata nel trasporto pubblico dalla regione, ma significa che a pagare saremmo sempre noi, per cui il paragone, diciamo il paragone o la metafora dell'auto che magari uno ti regala ma che poi devi mantenere, soprattutto se è una Ferrari, una Maserati, un'auto che insomma è impegnativa dal punto di vista. L'elicottero, certo. Esatto, evidentemente è un paragone che calza. Secondo tema su Palazzo Carciotti. I palazzi, ne parliamo subito dopo una breve pausa pubblicitaria perché siamo già in ritardo. Allora facciamo una piccola pausa, poi affrontiamo anche la vendita, non la svendita, ma la vendita insomma di tutti i vari gioielli di famiglia, una volta si diceva, no? Quindi da Palazzo Carciotti in là. Allora, a fra pochissimo. Eccoci in diretta, 9:25 del mattino, ancora in compagnia di Riccardo La Terza. Allora stavamo parlando della vendita dei palazzi del comune, no? Di proprietà del comune, ce lo chiedeva il signor Maurizio, diceva appunto questa operazione. Dove finiscono i soldi poi, no? Se finiscono nelle casse comunali allora vuol dire, credo che il bilancio sia positivo, no? Sì, e appunto faccio un piccolo spoiler perché rimarremo sempre in tema Ovovia, però faccio prima un brevissimo cappello introduttivo generale sul fatto che molto spesso queste vendite di beni pubblici, di beni di proprietà comunale arrivano a valle di decenni di abbandono. Palazzo Carciotti è un esempio emblematico, il fatto per esempio che si sia iniziati, diciamo le prime aste di Palazzo Carciotti avessero un valore immobiliare molto alto che poi nel corso del tempo si è dovuto ridurre per trovare effettivamente un compratore privato è il segnale del fatto che quel bene, quando è stato nelle mani del pubblico, ha perso progressivamente valore perché non si è intervenuti con manutenzioni ordinarie e straordinarie, con una valorizzazione effettiva dei beni. Questa però è la storia. Poi la cronaca invece, quindi quello che è successo negli ultimissimi mesi, è che effettivamente Palazzo Carciotti è stato venduto per circa 12 milioni di euro, se ricordo bene. Con quei soldi
era partita anche un po' di discussione, un po' di dibattito su cosa farne, soprattutto di quella parte che era, diciamo, superiore alla base d'asta, quindi una parte libera potenzialmente per investimenti. Ricordo per esempio che il sindaco aveva proposto di utilizzarli per rifare Piazza Unità. Ricordo che noi avevamo detto che dal nostro punto di vista le priorità della città erano altre, e soprattutto quei rioni nei quali da anni si attendono investimenti importanti per migliorare la qualità della vita. Penso per esempio ad Altura, che è un rione del quale magari si parla molto a livello mediatico, ma sul quale purtroppo il Comune interviene veramente molto poco. Tutta questa discussione è stata letteralmente spazzata via proprio dall'Ovovia, perché quei 12 milioni di euro di Palazzo Carciotti fanno parte di quei 30 milioni di euro che sono stati bloccati nel bilancio comunale proprio a copertura dei finanziamenti statali che arriveranno solo a partire dal 2027 a rate fino al 2034, come noto. Quindi la decisione del Comune di fare ricorso al Consiglio di Stato sulle sentenze del TAR sull'Ovovia è ancora più grave proprio alla luce anche di questo fatto, perché significa che quei soldi resteranno bloccati ancora per molto tempo, fino a quando noi speriamo ovviamente che il Consiglio di Stato ribadisca quanto già ha detto il TAR e si metta finalmente una pietra tombale su quest'opera che non ha fatto altro che causare danni alla cittadinanza, anche perché oltre a questi 30 milioni bloccati ci sono anche già i milioni già spesi sulla progettazione dell'opera, le decine se non centinaia a questo punto migliaia di euro spese per supportare l'avvocatura comunale con degli avvocati esterni dei quali ovviamente non discuto la capacità professionale, ma che hanno evidentemente visto le proprie tesi smontate dal TAR, che appunto ha ribadito che il presunto beneficio ambientale, anche ammettendo che le stime sui passeggeri siano giuste, il presunto beneficio ambientale in termini di riduzione della CO2 derivante dalla realizzazione dell'Ovovia non giustifica il pesantissimo impatto ambientale su Bosco Bovedo, che è un'area protetta a livello comunitario. Pensare che il Consiglio di Stato possa ribaltare questa lettura del TAR, per carità è legittimo, ma mi sembra un po' discutibile, tant'è che ho letto in giro per esempio di esponenti della maggioranza che sostengono che questo ricorso al Consiglio di Stato sia un atto dovuto da parte del Comune, talmente atto dovuto che sono passati 4 mesi dalla sentenza del TAR prima che appunto la maggioranza decidesse di procedere in questi termini. A me non sembra proprio un atto dovuto. 4 mesi anche insomma, non indolori all'interno proprio della maggioranza, perché c'è stato tutto il passaggio, no? Anche in Consiglio Comunale, la battaglia insomma sull'accantonamento di questi 30 milioni. No? Quindi... Esatto. Dal mio punto di vista l'unico atto dovuto politicamente nei confronti anche della cittadinanza, che insomma è espresso in maniera abbastanza chiara, nonostante non abbia potuto partecipare a un referendum, però in questi anni ha espresso in maniera abbastanza chiara la sua contrarietà all'opera. L'unico atto dovuto era appunto rinunciare all'opera, prima anche che si creassero, per esempio anche da parte di Leitner, ulteriori aspettative sul fatto di realizzarla effettivamente, perché poi c'è anche questo tema che non è da poco e che è un'ulteriore pagina di cattiva amministrazione della città, e cioè il fatto che l'opera è già stata appaltata nonostante oggi l'opera non si possa fare da un punto di vista urbanistico, da un punto di vista di compatibilità con il territorio. Quindi siamo ulteriormente incastrati in questa situazione in cui queste decisioni, come ad esempio appunto il ricorso al Consiglio di Stato, non fanno altro che peggiorare la situazione. Io veramente lo dico con la più massima sincerità, a me farebbe piacere non dover parlare più di Ovovia, occuparmi e occuparci tutti dei veri problemi, delle vere priorità della città, ma a questo punto, anche avvicinandoci alle prossime elezioni, evidentemente se non lo capiscono da soli, se il centrodestra non lo capisce da sé, saranno le tristini insomma, a rendere chiaro alla politica quali sono le vere priorità e i veri bisogni della città. Allora c'è Davide che ci scrive su quello di cui stavamo parlando, dice: a me sale la pressione con le frasi Federica mette i soldi, Federica come il Ministero, il PNRR, il Comune, l'Europa
i politici eletti gestiscono le nostre tasse, quelle attuali o quelle future, non sono soldi regalati. Un po' più di rispetto negli elenchi di cifre di questi giorni, dice Davide. Poi al Comune sulla vendita di Palazzo Carciotti sono entrati in metà dei soldi previsti nella prima asta, nelle prime aste credo, no? Perché ce n'è stata più di una se non mi ricordo male. Se Generali investe 10, 20 o 60 milioni, cosa cambia per le casse comunali? E il prezzo della vendita, quello importante. Questa è l'opinione insomma del signor Davide. Sì, è vero. Ma su entrambi i temi faccio un breve commento. Il primo, verissimo, che appunto quando la politica parla di investimenti sembra che sia un merito personale di chi in quel momento sta occupando una determinata carica. È ovvio che ci sono delle scelte politiche che possono andare in un senso o nell'altro, ma è importantissimo ricordarsi che si sta amministrando temporaneamente qualcosa che non è proprio, ma è di tutta la cittadinanza. Tra l'altro sul piano regionale, quando si discute di queste finanziarie sempre più grandi, sempre più ingenti dal punto di vista delle risorse a disposizione, spesso ci si dimentica di dire che una delle principali voci che sono in crescita nel corso di questi anni, per cui la Regione ha sempre più risorse a disposizione, è proprio quella dell'IVA, no? Cioè di quella trattenuta, di quella parte di IVA che resta sul territorio. E cos'è quell'IVA? Non è altro che l'aumento dei prezzi al consumo, cioè il fatto che tutti noi, purtroppo, quando andiamo a fare la spesa, ci rendiamo conto che quando prima della pandemia, qualche anno fa, con 50 euro riempivamo due buste della spesa, oggi con 50 euro fatichiamo a riempirne una, no? Per fare un esempio concreto. Quindi a maggior ragione ci dovrebbe essere responsabilità da parte della politica nell'investire in maniera oculata quei fondi, per fare in modo di invertire la tendenza, cioè fare in modo che questa spirale inflattiva si interrompa, che i prezzi si riducano o che perlomeno la capacità e il potere d'acquisto delle persone aumenti. Ecco, quello è il tema. E per fare questo bisogna fare delle scelte in controtendenza, quindi non tanto, come purtroppo ha fatto la maggioranza in questi anni, distribuire aiuti a pioggia, risorse in maniera un po' diciamo clientelare, no? Per garantirsi il consenso di tanti pezzi della società regionale, ma piuttosto invece di fare delle scelte coraggiose che riescano anche a redistribuire le risorse a chi effettivamente fa più difficoltà ad arrivare alla fine del mese, e purtroppo sono sempre più persone. È chiaro. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria della mattinata, a fra pochissimo. Rieccoci in diretta, 9:37 del mattino, ancora in compagnia di Riccardo Laterza, capogruppo di Adesso Trieste in Comune. C'è già subito una telefonata in arrivo. Pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Buccarella, alla redazione, sempre composta da personale diciamo, molto preparato, professionale, molto gentile. Grazie. Un saluto gentile ospite e a tutti i telespettatori di Tele4. Buongiorno. Allora, io vi chiedo se posso intervenire un po' fuoriando dalla linea di quello che state parlando, e vorrei proporre una riflessione inerente al referendum che andremo a primavera a fare, no? Allora, ho voluto capire da dove nasce questo bisogno, passato metà del termine da parte del centrodestra, di fare, questo cambio epocale, no? Perché si tratta di un cambio epocale, la separazione delle carriere dei giudici. Sì. Allora, premetto, non sono né di destra né di sinistra, però il mio è un segreto tra me e l'urna e basta. Allora, sono andato all'archivio della Camera dei Deputati e sono andato a cercarmi i fascicoli inerenti al piano democratico di Licio Gelli. Licio Gelli, sappiamo tutti, è stato coinvolto in tentativi di colpi di Stato, un personaggetto, per la democrazia abbastanza, interessante da osservare, no? E questo per essere gentile e non rischiare denunce, no? Allora, ho trovato il documento che è stato, in originale, è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nella famosa valigetta della figlia, mi sembra che si chiamasse Grazia Gelli,
e poi siccome ha fatto la sua funzione di processuale, è stato acquisito come documento storico all'archivio della Camera dei Deputati. Pertanto, se qualcuno non mi crede o non ha voglia di credermi, se ne va e se lo può cerca. andare a controllare, va bene. Allora, volevo leggere i punti salienti. Perché, brevemente, perché non abbiamo tantissimo tempo. Sì, però. Chiedo scusa, ma Prego, una premessa prego. ci stava. Devo leggere i punti salienti perché è la linea di governo attuale. Allora, piano di rinascita democratica. Dunque, praticamente, dunque si può scaricare. Solo un attimo. Allora, trasformazione della Repubblica in senso presidenzialista, se ne parla, e riduzione del numero dei parlamentari, già fatto. Indebolimento dei sindacati, più deboli di così non ricordo di averli mai visti. Finanziamenti per sostenere, e poi si parla della separazione delle carriere dei magistrati, perché questo potremmo definirlo un piano del governo per applicare la famosa agenda di Gelli. Volevo un commento da parte associati al controllo dell'informazione, con l'acquisizione e concentrazione di informazione, e tutto quello che noi stiamo vivendo lo trovate su questo documento. Volevo un commento da parte del Gentilotti. Grazie, buongiorno. Grazie a lei, buona giornata. Insomma, un bel tema pesante, dice il nostro telespettatore, no? Viene così tirata fuori l'agenda di Licio Gelli dicendo il governo attuale sta applicando quell'agenda. Sì, allora premetto che non sono un esperto della questione. È vero che molte delle riforme istituzionali che sono state proposte in questi anni dal governo Meloni hanno delle assonanze inquietanti effettivamente con il testo che è stato citato dal telespettatore. Io mi attengo un po' più anche alla mia esperienza diretta, fortunatamente no, però insomma quello che conosco del sistema giudiziario italiano, e credo che la questione della separazione delle carriere non interviene su quelli che sono i problemi strutturali del sistema, che sono dei problemi ad esempio di organico, non solo di organico dei magistrati, ma soprattutto, mi verrebbe da dire, di organico del personale tecnico-amministrativo a supporto dell'attività quotidiana dei tribunali. Quindi se c'è un tema che è il tema principale, credo che è quello della lentezza del sistema giudiziario, che lascia per anni in un limbo sia le persone che sono presunte vittime di reati, ma anche le persone che sono presunte colpevoli e che sono innocenti fino a prova contraria, e che magari in alcuni casi trascorrono anche del tempo in carcere e poi vengono assolte, come dire, con evidente danno per chi è stato per anni bloccato in questa situazione. Ecco, se c'è un tema di lunghezza, di durata eccessiva dei processi, che magari poi anche in alcuni casi fa scattare la prescrizione, quindi rende impossibile accertare se un reato c'è stato o no, è un tema che riguarda la macchina, e soprattutto la macchina amministrativa che è associata al processo giudiziario. Poi l'altro aspetto che mi incuriosisce in negativo della riforma Nordio che andrà a referendum è che per tutti i professionisti, per tutte le categorie professionali italiane, è normale ed è sacrosanto che si prevedano degli organi di autogoverno, no? Penso per esempio agli ordini professionali di architetti, ingegneri, anche degli stessi avvocati, che vengono eletti da chi fa parte di quella categoria con un processo democratico, perché la democrazia non è solo andare a votare per le elezioni, quelle vere, ogni 5 anni, ma è anche il fatto che appunto questi ambiti professionali si possano esprimere le proprie istanze in maniera autonoma. E per tutti varrebbe questa regola, tranne per i magistrati, per cui questi i membri del CSM dovrebbero essere estratti a sorteggio. Veramente non si capisce qual è la logica, se non quella di rafforzare invece la parte di controllo politico della magistratura, perché invece l'altra parte del CSM appunto rimarrebbe a nomina del Parlamento. Infatti. E quindi appunto questo aspetto è un aspetto particolarmente curioso. Ripeto, io non sono un esperto, però mi interrogo su quanto questa riforma effettivamente intervenga sui problemi reali della giustizia italiana e quanto non sia invece un modo per indebolirla. Chiarissimo. Allora, parliamo un po', dando sempre spazio comunque ai nostri telespettatori e cittadini,
di una buona notizia, perché non ci sono solo cattive notizie, no? Fortunatamente, fortunatamente dall'approvazione del bilancio è stato approvato un emendamento che avete presentato voi, sì. Che riguarda proprio una richiesta che il signor Sergio, il nostro telespettatore affezionato, fa da tempo e che riguarda San Giusto. Sì, esatto, appunto, mi fa piacere poter ogni tanto parlare anche di belle notizie, di risultati che con impegno, insomma, e così anche in maniera un po' ostinata riusciamo a ottenere a livello istituzionale, perché appunto quello di cui parliamo è l'unico emendamento di Adesso Trieste, ma in generale delle opposizioni, che è stato accolto nel corso dell'ultima discussione del bilancio. Questa, devo dire, è una brutta notizia, perché ovviamente c'erano tante altre questioni sulle quali avremmo voluto poter intervenire, poter migliorare, insomma, l'azione amministrativa del Comune, però su questo emendamento siamo riusciti ad ottenere appunto finalmente delle risorse. Non era la prima volta che ci provavamo, e parliamo del tema dell'accessibilità dei bagni pubblici di San Giusto, bagni che sono localizzati in via della Cattedrale, alla fine di via della Cattedrale, quindi poco prima del sagrato della Cattedrale di San Giusto, che sono indicati diciamo sul piano superiore, mettiamola così, sul piazzale che poi si affaccia anche sull'area archeologica, sul castello di San Giusto, e che vengono indicati come accessibili anche per le persone con disabilità o con ridotta mobilità, nonostante in realtà poi nei fatti non siano per nulla accessibili, perché dalla cattedrale ci sono 5 gradini che poi portano appunto alla salita, alla rampa di via della Cattedrale. Quindi nei fatti chi arriva o chi proviene, insomma, dalla zona della Cattedrale non può accedere agevolmente a questi bagni. È un problema appunto che è stato segnalato più e più volte qui in trasmissione dal signor Sergio, che ringrazio perché è il principale artefice. Noi abbiamo il merito, Tele4 ha il merito di aver dato voce più volte a questa richiesta, noi abbiamo il piccolo merito di averla tradotta sul piano istituzionale e portata in Consiglio Comunale in occasione del bilancio, ma direi il signor Sergio ha il principale merito di aver tazzato l'anima, per dirla per dire in triestino, non solo a noi ma anche a tanti altri esponenti politici di maggioranza e di opposizione, al punto che appunto è arrivato, diciamo, la maggioranza non ha potuto dire di no, ecco, come ha detto di no a tante altre cose. In questo caso, grazie alla pressione di un cittadino particolarmente impegnato sul tema, non ha potuto che dire di sì a questa proposta. Quindi ora ci sono 30.000 euro per progettare una soluzione di abbattimento delle barriere architettoniche. Perché la progettazione è importante? Perché si tratta di un'area vincolata dalla soprintendenza, quindi con tutta una serie di limiti e di prescrizioni da rispettare, per cui posso già dire che, insomma, che la prossima settimana ho un appuntamento con gli uffici che si occuperanno della questione, e spero di poter avere delle ulteriori novità anche nel corso delle prossime settimane da poter condividere qui con voi, insomma, per seguire questo iter che è appena iniziato. Non ho idea di quali saranno le tempistiche, purtroppo immagino che non saranno brevi, però un piccolo mattoncino lo abbiamo messo e penso che questa fosse la miglior sede anche per ringraziare chi ha partecipato a questo percorso. Noi sicuramente seguiremo tutto l'iter, tutta la vicenda, speriamo davvero di arrivare nei tempi più brevi possibile alla realizzazione di quello che chiedeva appunto per abbattere questa barriera architettonica. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, Fabio Franco. Ah, buongiorno Franco. Buongiorno. Allora, intanto prima volevo solamente rispondere al spettatore che ha detto che un elicottero costa circa 30.000 euro all'ora, no? Io un elicottero che costa niente, non tengo fermo, se fatto, no? Però via questo, volevo fare 2 domande. Allora, la prima, intanto se vendemmi la mandla ciò mia, perché mi serve un bagno in più. E via questo, volevo fare 2 domande. Allora, se viene il pensiero, se potessi essere una cosa giusta di ampliare le zone pedonali a Trieste, e dopo un'altra roba che stavo vedendo che sta ciappando piede nelle grandi città, è il ritorno della rotaia, il ritorno del tram.
Volevo capire cosa che pensa l'ospite. Arrivederci e buona giornata. Grazie, grazie, buona giornata a lei. Allora, Franco Palman ci chiede se è possibile prevedere di ampliare le zone pedonali e il ritorno della rotaia. Beh, due grandi assist per fare 2 gol a porta vuota, nel senso che sono 2 temi che ci stanno particolarmente a cuore e anzi sono tra loro collegati, no? Perché da un lato sicuramente sì, le zone pedonali vanno ampliate, è chiaro che va fatto un ragionamento complessivo, quindi quando si parla di, come facciamo noi, insomma, di costruire una città in cui le persone siano libere di poter scegliere il mezzo di trasporto che vogliono utilizzare per muoversi, per i propri spostamenti quotidiani, significa intervenire con un approccio, diciamo, sistemico, no? Quindi in maniera complessiva. Significa potenziare il trasporto pubblico e la mobilità ciclabile, significa fare in modo che ovviamente chi ha delle difficoltà motorie non abbia appunto barriere architettoniche come abbiamo discusso prima, ma anche possa ovviamente dove necessario utilizzare l'auto, perché chiaramente non è che siamo contro, come dire, non è che vogliamo abolire l'uso dell'auto, vogliamo fare in modo che chi vuole, chi ha la volontà di scegliere degli altri mezzi di trasporto possa farlo in totale sicurezza, con dei costi ridotti, con dei mezzi che siano puntuali, che siano frequenti e via dicendo. Quindi questo si collega anche al tema del tram. Noi l'abbiamo detto fin dalla campagna elettorale del 2021, quando ancora non in tanti parlavano di Ovovia, era sotto traccia, oggettivamente non era, ribadisco anche perché questo è stato un tema di polemica nel corso di questi anni, non era esplicitamente nominata nel programma del centrodestra, nonostante fosse già un po' nei piani della maggioranza che sosteneva Di Piazza. Noi abbiamo sempre proposto l'alternativa appunto di non solo di valorizzazione del tram de Opcina, che ha una funzione di trasporto pubblico ma è anche un simbolo della città, un elemento anche di potenziale attrattività turistica, ma soprattutto di reintrodurre delle linee moderne ovviamente di tram in città. Quindi non la vecchia ferrovia, insomma. Esatto, delle soluzioni come sono state intraprese in tante città italiane ed europee in questi anni, anche e soprattutto con quei fondi che poi sono stati tolti all'Ovovia, perché ricordiamoci che questo bando per il trasporto pubblico di massa è stato partecipato da tante città, soprattutto con delle soluzioni tranviarie. La prima linea, diciamo quella più semplice se vogliamo, ma anche la più interessante, è quella che potrebbe collegare tutta la costa nei fatti diciamo, dal Castello di Miramare fino a Largo Erneri, quindi fino alla fine delle rive, proprio stando su un sedime che in buona parte era già occupato dalle rotaie fino a pochi anni fa. Pensiamo alla linea ferroviaria delle rive, che è stata ovviamente fortunatamente dismessa, però anche qui Di Piazza aveva proposto di togliere tutti i parcheggi sulle rive nel 2020, siamo nel 2026, ancora non si vede nessun passo avanti da questo punto di vista. Noi siamo convinti che quella sia la soluzione giusta, ma si può fare soltanto appunto creando dei parcheggi scambiatori fuori dal centro e collegando questi parcheggi con delle linee di trasporto pubblico molto forti dal punto di vista della frequenza, della velocità commerciale, quindi di quanto velocemente ti possono portare in centro, e della puntualità e del comfort. I moderni tram che si possono vedere andando in varie città italiane ed europee rispondono a questi requisiti. Esatto, anche andando appunto in Veneto, in Austria, se insomma si vuole rimanere in una zona abbastanza vicina a Trieste. Questo è un grande progetto sul quale la città dovrebbe impegnarsi nei prossimi anni. Noi siamo convinti che nonostante si siano persi tanti anni e tanti soldi anche a inseguire un incubo come quello dell'Ovovia, se ne possa uscire anche abbastanza rapidamente e si possa invece concentrare l'attenzione su dei progetti che vanno incontro veramente alle esigenze della città e il miglioramento della qualità della vita in città.
Allora, ci chiede il signor Marino, buongiorno, considerato che a marzo si fa un referendum, non si può aggiungere quello sulla cabinovia? Siamo fuori tempo massimo, si potrebbe ancora fare una consultazione? Assolutamente sì. Ma fosse per noi ovviamente si sarebbe già fatta da tempo, certo, e siamo anche abbastanza convinti di quali sarebbero stati i risultati, posto che poi ovviamente l'ultima parola ce l'ha la cittadinanza. Io ricordo che quando appunto ci siamo impegnati assieme a tanti altri ovviamente per raccogliere le firme per la proposta di referendum, l'obiezione con la quale, o meglio il cavillo, mettiamola così, con il quale il referendum non si è tenuto è che l'opera era finanziata dal PNRR e quindi, essendo, secondo l'interpretazione di chi ha bocciato il referendum, questo finanziamento una dichiarazione implicita del fatto che l'opera era voluta dall'Europa, da Bruxelles, allora non si poteva intervenire con uno strumento come il referendum consultivo comunale, che è uno strumento evidentemente locale. È un'interpretazione che noi abbiamo contestato, tant'è che appunto poi a posteriori si è visto che il fatto che ci fossero i finanziamenti PNRR non significava affatto che l'opera era autorizzata o addirittura voluta dalla Commissione europea, tant'è che appunto poi i finanziamenti europei sono venuti meno, però appunto oggi, come dire, il campo è totalmente sgombro da questo tipo di ostacolo, chiamiamolo amministrativo, burocratico, tant'è che mi risulta che anche il sindaco con delle mezze battute abbia detto: se mi gira faccio anche mezzo referendum. Poi sul mezzo referendum dovremmo interrogarci cosa vuol dire, possono andare a votare solo quelli che sono a favore dell'Omovia e non quelli che sono contrari. Però al di là delle battute, ecco, certo. Sì, assolutamente. Tra l'altro ricordo anche che il referendum potrebbe essere indetto con un voto in Consiglio Comunale, con i 2/3 del Consiglio Comunale. Noi siamo disponibilissimi, penso anche il resto dell'opposizione, la parola alla maggioranza. Ecco. Allora, una telefonata, abbiamo pochi minuti, pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Ma rapidamente una domanda, la terza. Ecco, mi chiedo se alla luce di quanto sta accadendo ultimamente nelle giunte di piazza, con evidenti fratture e contrapposizioni tra gli stessi assessorati, mi chiedo se non si sia già aperta la gara a quello che sarà la sua successione e se all'interno di questa gara, e a parere appunto di La Terza, non ci sia ancora una guerra dichiarata, proprio perché magari non tutti sono d'accordo sul successore che entra nella testa del sindaco di piazza. Ecco, insomma, un parere a riguardo. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Grazie Diego, buona giornata. Beh, è una domanda che non si pone solo Diego, no? Qualcun altro già l'ha fatto. Ma penso che sia proprio così, cioè penso che man mano che ci si avvicinerà alle elezioni questi conflitti, che purtroppo molto spesso non sono sul merito delle scelte da intraprendere, ma nascondono appunto questo tipo di competizione interna alla coalizione di centrodestra, saranno sempre più frequenti. E la cosa grave che mi preoccupa innanzitutto come triestino, come cittadino di questa città, è che appunto a essere sacrificati sull'altare di questa dinamica sono proprio le priorità, i problemi concreti della città, questo blocco, diciamo, amministrativo che viene generato da questi continui litigi, poi lo pagano le triestine e i triestini. Tra l'altro mi permetto anche di approfittare, visto che le voci circolano, le ricostruzioni si moltiplicano e qualcuno sostiene che in questa corsa o in questa, diciamo, selezione per il prossimo candidato sindaco del centrodestra ci sia anche il presidente della regione Fedriga, qualora non avesse il terzo mandato che tanto spera di avere. Io vorrei evidenziare e sottolineare, anche rispetto alle ultime dichiarazioni sull'Ovovia, che non è affatto vero che la regione non è protagonista di questo percorso. Io ricordo che il principale atto che è stato annullato dal TAR con le sentenze del TAR è proprio un atto, una delibera della giunta regionale, attenzione, non un documento tecnico scritto dagli uffici, no? Perché ci raccontano da anni che il problema, diciamo, l'iter è solo un iter tecnico e non ci sono delle scelte politiche. Il TAR ha annullato la chiusura positiva della Vinca, che è stata firmata e votata dalla giunta regionale, Fedriga in testa. Quindi la scelta di dare il via libera
all'opera secondo un presunto interesse pubblico, è una scelta tutta politica che ha preso la Giunta Fedriga, della quale si dovrebbe assumere la responsabilità anche il Presidente Fedriga, e questo lo dico perché chiunque sarà il candidato del centrodestra, anche proprio in ragione del fatto che questa scelta di ricorrere al Consiglio di Stato è stata una scelta presa all'unanimità della maggioranza, insomma, che sostiene Di Piazza, tutti si dovranno assumere la responsabilità di quelle che sono state le scelte di questi anni, che sono delle scelte che hanno avuto un impatto negativo, concreto, in termini di soldi e di tempo sprecati per inseguire un'opera che non si può evidentemente fare. Grazie a Riccardo Laterza di Adesso Trieste per essere stato con noi stamattina, torni a trovarci presto. Grazie mille, buona giornata. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, naturalmente Sveglia Trieste ritorna domani mattina puntuale alle 7, grazie a tutti e buona giornata.